le donne, quelle che ci stanno ascoltando, quelle che non ci stanno ascoltando, quelle che non ci sono più e quelle che forse potremmo perdere. Leggo questa poesia di Alda Merini, Inno alla donna. Ve la dedico a tutte voi. Stupenda, immacolata fortuna, per te tutte le creature del regno si sono aperte e tu sei diventata la regina delle nostre ombre. Per te gli uomini hanno preso innumerevoli voli, creato l'alveare del pensiero. Per te, donna, è sorto il mormorio dell'acqua, unica grazia, e tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani. E tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello. Ora sei donna, tutto un perdono, e così, come ti abita, il pensiero divino fiorirà in segreto, attorniato dalla tua grazia. E tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello. Ora sei donna, tutto un perdono, e così, come ti abita, il pensiero divino fiorirà in segreto, attorniato dalla tua grazia. Io penso che una poesia più bella Alda Merini non poteva scrivere, questo proprio inno alla donna meraviglioso. Ne parliamo con chi? Si presenti, dottoressa, chi abbiamo qui questa mattina a parlare di donne? Buongiorno a tutti, sono tornata, era da un po' che non tornavo, sono Tonel Giulia, una psicologa. Allora, che giornata sarà oggi? Festa della donna, non mi sembra la parola esatta. Inno alla donna, sì, questa donna che continua a lottare per avere i diritti che le aspettano, per avere il rispetto di certi uomini che non si rendono ancora conto di questo fiore meraviglioso che hanno. Anzi, ringrazio, avete visto con quale piantina ho aperto? Mi è arrivata questa piantina questa mattina, non la mimosa ma la margherita, perché sanno che alla Mirella piacciono tanto le margherite, perché è il primo fiore che esce ed è così bello quando lo vedi, ti dà il senso della primavera, perciò capite che c'è sempre qualcuno che ci vuole bene, che pensa, ecco, ed è una donna, una forma di gentilezza. Ecco, perché siamo così gentili? Quasi tutti. Perché qualcuno telefona e dice, dottoressa, ma anche voi quando vi mettete siete terribili, siete tremende, anche voi uccidete gli uomini, ma i numeri sono numeri, da là non si scappa, dottoressa. Perché c'è ancora questa ipocrisia nel non ammettere che siamo in forte difficoltà noi donne? Per fortuna ieri sera avete sentito, sembra che siano aumentate le pene per chi picchia queste donne, che l'omicidio, il femminicidio sia diventato finalmente un reato a tutti gli effetti con rischio di ergastolo. Prego, dottoressa Tonel, cosa ci racconta? Beh, perché comunque la nostra società è ancora in mano agli uomini, non è che possiamo far finta di niente. Quindi cercano un po' di nascondere questa cosa. Infatti oggi io la chiamerei giornata dei diritti delle donne, perché siamo nel 2025, sono questioni che sono aperte ormai da tantissimi anni, ma sono questioni che non sono ancora chiuse purtroppo e che anno dopo anno, giorno dopo giorno ci troviamo a dover lottare per dei diritti di base che ci vedano riconosciute al pari degli uomini. Allora, noi abbiamo un'altra figura femminile, si presenti, gentile donna, gentile Presidente, che lei tutte le mattine si batte per le donne, per tutte le donne, non solo lei, siamo in tante, però dobbiamo anche farci sentire, avere il coraggio di mostrare la faccia, capire che siamo in prima linea anche per quelle donne che non hanno il coraggio, che non è sempre facile, non è così scontato. Buongiorno, chi è la seconda ospite? Prego. Non la sento? Sono io o no? Si presenti, no. Si presenti, sì. Presentatevi. Sì. Allora, io sono Cristina Rossi e sono una volontaria di Donna Chiama Donna, un'associazione vicentina che esiste nel territorio vicentino da più di 30 anni e che accoglie le donne. È nata come sportello di ascolto, quindi facciamo sportello di ascolto attraverso le volontarie da più di 30 anni. E Centro Antiviolenza dal 2012, gestisce il Centro Antiviolenza Comunale di Vicenza,
lo sportello antiviolenza di Arzignano e da quest'anno anche lo sportello antiviolenza di Poiana Maggiore, che è un comune nell'area iberica, nella bassa vicentina, ecco, diciamo, dove era un territorio che c'erano molte donne vittime di violenza, ma che faticavano a chiedere aiuto proprio per la lontananza anche dei servizi. Bravissima, ecco, quindi... Rossi, la ringrazio. Salutiamo anche un'altra ospite, 3 donne questa mattina, 3 guerriere. Stella Bartolo. Chi è Stella Bartolo? È una delle nostre donne trevigiane che veramente ce la sta mettendo tutta per far capire anche quegli uomini che ancora non capiscono che bisogna avere prima di tutto il rispetto. Si presenti Stella Bartolo. Chi rappresenta Stella Bartolo? Prego. Io sono Maria Stella Di Bartolo e sono presidente del Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso opera nel territorio dal 1988, quindi di storia e di lotta ne ha macinata tanta. Allora, Maristella Bartolo, Presidente, cosa le sembra di questo passo in avanti? Sembra che finalmente al governo qualcuno si sia accorto che avevamo bisogno di pene più severe, che chi sbaglia deve pagare, che questo femminicidio può diventare veramente un reato gravissimo e finire in ergastolo. Prego, Maristella Bartolo. Onestamente ho letto la bozza del DDL che è stata pubblicata, che è uscita ieri, e ancora non vorrei esprimermi dal punto di vista prettamente tecnico. Io faccio anche l'avvocato e quindi vorrei avere il testo definitivo con tutti i vari passaggi sotto mano. Ritengo che la risposta finale, che è quella appunto del processo, sia solo la coda di quello che è la necessaria lotta contro il fenomeno della violenza di genere. Per cui prima di arrivare a creare nuove fattispecie di reato sarebbe opportuno parlare di prevenzione e di formazione degli operatori e di cultura dell'antiviolenza, ecco. Quindi io vorrei soffermarmi più che altro su quello che viene prima dell'accesso al processo e a un'eventuale condanna. Ne parliamo di formazione, parliamo di sensibilizzazione sui temi della violenza e parliamo di educazione dei ragazzi al rispetto reciproco, che è la base fondamentale poi per cominciare a individuare quelli che sono i comportamenti violenti. Allora, io la ringrazio, Maristella Bartolo, questa Presidente che va coi piedi di piombo, calma. Sono anche un avvocato, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ecco. Capite, ecco, con quanta saggezza ha espresso il suo pensiero, non ha buttato là. Sono contenta, sono felice, me l'ha detto un passetto avanti, perché io spero veramente che ci sia questo passo, no, non ci credo, ma un passetto, sì, il passo è molto lungo da quello che dovrebbero veramente dare a queste donne che stanno lottando per migliorare la qualità della vita, della famiglia e della società. Ecco, dottoressa Tonet, cosa ne pensa? Beh, sono d'accordo, non sono prettamente esperta in campo giuridico, sono convinta però che manchi tutta la parte prima, cioè è giusto che si arrivi a delle pene certe, c'è tutto un lavoro da fare prima di arrivare lì ed è un lavoro culturale che stenta a partire, stenta a essere fatto. Un primo passo, un'educazione sentimentale nelle scuole. In Italia sembra che parliamo un'altra lingua. In realtà in tutta Europa c'è, questa cosa per noi è impossibile da solo immaginare e quello è il primo passo. Il primo passo è investire sui giovani, investire su una cultura di rispetto e di uguaglianza che passa anche per la scuola, anzi deve passare per la scuola. Non possiamo delegare alle famiglie, visto il periodo anche sociale che ci troviamo a vivere. La scuola deve essere investita di questo compito. Però, dottoressa, molti dicono smettiamola di dare tutta la colpa ai genitori. Non è così semplice. Lei cosa dice?
No, sono sicura di questo, non è semplice, non è facile parlare di educazione sessuale con i propri figli, non è facile per nessuno, non lo è mai stato facile, ma non possiamo neanche evitare questo argomento, perché altrimenti i giovani si trovano a farsi un'idea di quello che è il rapporto di coppia, il rapporto con l'altra parte, delegato ai social, delegato ad internet, dove possiamo trovare tutto e il contrario di tutto. E quindi non possiamo chiudere gli occhi. Si fanno un'idea che non è corretta di quello che è anche l'approccio verso l'altro sesso, il conoscere il rispetto dell'altro. Quindi dobbiamo intervenire in qualche modo. Sentiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno alle tue ospiti. Innanzitutto auguri a tutte le donne e dopo alle donne regaliamo ogni giorno ciò che non appassisce mai, la tenerezza, il rispetto e l'amore. E donne che basta questo. E dopo gli uomini, già da pensare che le donne, insomma, le donne è meglio di noi altri, perché noi altri manteniamo la famiglia e ora la fa crescere e la unisce, vi insegnano un'educazione, perché noi altri siamo poco a casa. E dopo il femminicidio, la gente tutto in giro, innanzitutto a uno che commette un femminicidio non ha diritto a un avvocato, secondo il mio punto di vista, perché dobbiamo sempre a qui sei e con un buon avvocato mi fa vedere che era, non sapeva quello che faceva, tipo un pan, in 3 anni, 4 di fuori. E i giochi che fa gli uomini, perché gli uomini, grandi donne, bisogna aiutarle, bisogna sistemarle, e se ora che fai le leggi, e ora, ma tutto in giro, no? Capito, care ragazze, le sveglieve, io mi ritorno in giro, vabbè, parchi sia... Guarda che sei partito benissimo, guarda che sei partito benissimo, fermati, grazie Rinaldo, grazie, perché sennò rischiamo allora di rovinare questa apertura di telefonata. Allora Rossi, 3 parole bellissime che ha aperto la telefonata il nostro Rinaldo da Venezia, proprio parole veramente incredibili che ci fanno molto piacere, tenerezza, rispetto, amore. Penso che 3 parole magiche per noi. Prego Rossi. Sì, allora io mi focalizzo un po' anche sul discorso che l'8 marzo non è solo una giornata per ricordare le donne vittime di violenza, ma anche per tutte quelle donne che poi si rivolgono ai nostri sportelli anche per essere ascoltati, che affrontano ogni giorno difficoltà e ostacoli nella vita quotidiana nel crescere i loro figli. Si diceva poc'anzi sul discorso che appunto gli uomini mantengono la famiglia e le donne si prendono cura dei figli e della famiglia. Ecco, su questo aspetto vorrei aprire un po' il mio intervento, proprio perché molte di quelle donne che si rivolgono ai nostri sportelli, parlo di sportelli di ascolto e anche agli sportelli antiviolenza, sono donne che purtroppo non hanno una indipendenza economica e quindi faticano anche a chiudere relazioni tossiche o violente proprio perché non hanno un'autonomia e hanno addirittura il timore poi che gli vengano tolti i figli perché non hanno di che crescerli. Ecco, su questo aspetto l'INPS ha proprio pubblicato un rendiconto dove ha messo in evidenza la disparità tra gli uomini e le donne per quanto riguarda la situazione occupazionale e la cura poi dei figli e anche per quanto riguarda poi quello che va a ricadere nelle pensioni, perché le donne sono quelle che studiano di più ma hanno poi lavori cioè più precari e di conseguenza sono quelle che poi rinunciano più facilmente anche al lavoro perché c'è anche un gap diciamo salariale importante di differenza tra gli stipendi degli uomini e quelli delle donne, che quindi sono loro le prime poi a rinunciare, e proprio con queste conseguenze che non sono conseguenze del qui e ora solo, ma che poi vanno a ricadere anche nella pensione.
Quindi Molto sono donne importante che... quello che ha detto, veramente la ringrazio Rossi, che sono parole di una saggezza unica. Capite che dobbiamo fare ancora molta strada per iniziare a capire che forse sono gli uomini che devono parlare. Io l'ho detto anche ieri, io sono stanca di queste divisioni, molti uomini che non riescono ancora a capire che si può anche fare un passo in avanti, proprio avvicinandoti anche a quegli sportelli che ti possono aiutare, ma fanno molta fatica, lo dicono gli esperti. Vorrei chiedere anche alla dottoressa Tonè come mai l'uomo è così restio a capire che c'è qualcuno che ti può aiutare. È la vergogna oppure il senso proprio del maschio, questo maschio che ha paura di avvicinarsi perché per lui è come uno sfregio ammettere i propri errori, ecco, che ha sbagliato. Andiamo a vedere, allora andiamo a Padova e prima di sentire la dottoressa Tonè andiamo a sentire il bilancio casi violenza di genere della polizia. Andiamo a sentire. 30 ammonimenti per violenza domestica, 16 per atti persecutori. Sono 46 le misure di prevenzione a tutela della vittima di violenza di genere adottate dal 1 gennaio 2025 dal questore di Padova Marco Dorisio. Tra i casi più emblematici, il provvedimento adottato nei confronti di un 31enne nigeriano residente all'Arcella, segnalato per aver aggredito la compagna anche davanti alla loro figlia minorenne e già denunciato dalla donna nel 2021. Raggiunti da simile misura altri due 47enni. Il primo è residente nella zona del Basso Isonzo e pretendeva di leggere le chat della moglie, arrivando anche a scegliere i suoi abiti. L'altro uomo aveva aggredito la moglie nel parcheggio di un supermercato, causandole la frattura del braccio sinistro. Tra i 16 ammoniti per atti persecutori e stalking, una donna di 45 anni, residente nell'Interland, che molestava l'ex compagno con centinaia di messaggi al giorno ed era arrivata ad appostarsi davanti al suo posto di lavoro. Simile provvedimento ha raggiunto un 33enne romeno che per convincere la sua ex a tornare con lui era arrivato a lesionarsi con il vetro del parabrezza della propria auto. Una misura efficace, quella dell'ammonimento, ribadisce la polizia, che grazie alla legge 168 dello scorso 24 novembre è stata potenziata. Il questore può infatti procedere anche su segnalazione di terze persone, come ad esempio i vicini di casa, di cui non saranno mai rese note le generalità. Allora, dottoressa, prego, come commenta quello che abbiamo sentito, questi numeri che fanno veramente impressione, ma soprattutto il problema è che questo uomo riesca a capire che facendo squadra con la donna e parlando di persone forse riusciremo veramente a fare dei passi avanti, perché finché continuiamo a essere divisi, lo dicevo anche ieri, uomini, donne, bambini, bambine, ragazzi, ragazzi, non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo parlare assieme e gli uomini devono iniziare a parlare di noi, delle donne, della famiglia, di quello che succede, perché non c'è solo il calcio e lo sport, ci siamo anche noi e la famiglia. Noi parliamo di tutto, dalla malattia alla famiglia, ai ragazzi, a quello che succede. Ecco, sento molto poco. Ieri un assessore mi diceva: guarda Mirella che sento un uomo giovane, stiamo cercando di fare anche questo. È vero, ma sono ancora in pochi rispetto all'aiuto che dobbiamo avere da loro. Prego, dottoressa. Certo. Non solo parliamo di tutto, ci occupiamo di tutto, nel senso che il carico della famiglia è prettamente sulle spalle della donna, oltre al carico lavorativo. Parliamo di divisione equa dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, questo è ancora un miraggio per la donna. Ci sta muovendo qualcosa, è vero, nel senso che le nuove generazioni qualcosa stanno mettendo in atto, cominciano a essere più consapevoli del fatto che la famiglia non è solo prettamente femminile, ma è della coppia, dei genitori insieme. Certo c'è ancora tanto da fare, insomma, questo sicuramente, ed è appunto tanto di cultura, bisogna parlarne, riparlarne, continuare a parlarne, perché poi le difficoltà sono quelle che raccontava la volontaria prima, che poi non è solo una differenza nel qui e ora, nel presente, è una differenza economica che si porta dietro poi nelle pensioni ed è un grosso problema, un grosso limite per la donna.
Allora sentiamo anche la Presidente Maristella Bartolo cosa ne pensa. Ecco, anche oggi io penso che dovremmo sentire molti uomini che parlano di questa figura femminile, che lanciano dei messaggi, che riescono a far capire che anche loro c'è un cambiamento in atto. Io spero questa sera di avere questi numeri, anche se sono molto dubbiosa, perché abbiamo lottato tanto, ma i diritti che abbiamo, che questa figura maschile concede, perché per loro è già una concessione. Io parlo con certi uomini, dico mamma mia, povera quella donna a casa. Ecco, veramente sono dei colletti bianchi anche al di sopra di ogni sospetto. La dottoressa Tonelli sorride, penso che però è anche questo. Però ci vuole anche la volontà di dire basta, di cambiare, di dire in qualche maniera ce la farò. Una volta non c'erano questi tutti sportelli, questi aiuti, bisogna anche dire la verità, che se una ha voglia di essere aiutata e deve essere aiutata non mancano le risposte. Com'è la situazione, Presidente Bartolo? La domanda è molto... Che sospiro, Presidente! Impone una risposta molto ampia. Allora, intanto io vorrei fare un piccolo passo indietro. Noi, siccome crediamo molto al patto fra generi e riteniamo che la problematica della violenza di genere non è un fenomeno che riguarda le donne, solo le donne, ma passi avanti se ne possono fare solamente se vi è una cooperazione fra uomini e donne. Noi, per cercare di sensibilizzare i ragazzi, quando andiamo nelle scuole usciamo con anche uno psicologo maschio, perché abbiamo ottenuto una deroga dalla regione, perché nei centri antiviolenza non può operare personale maschile, però in questo caso la regione ci ha autorizzato ad andare nelle scuole con un ragazzo, con un dottore, uno psicologo, psicoterapeuta, che è molto utile per far capire come non vi è una contrapposizione, ma vi è la necessità di un dialogo tra generi e di capire che il problema è della società, non è solo delle donne. E onestamente vedo che con un approccio di genere un po' diverso, appunto con l'accesso anche del maschio, e quando si parla, ci si confronta alla pari, qualche risultato si ottiene. Tant'è che, ad esempio, il fatto che sia Gino Cecchettin a portare avanti una battaglia per la violenza contro la violenza di genere è molto importante per questo, perché lui è un uomo e lo fa con una grande in punta di piedi, con garbo e con gentilezza, e questo può permettere di avvicinare anche l'uomo sano e non l'uomo maltrattante alla problematica molto complessa della violenza domestica e della violenza di genere. Per quanto riguarda a che punto siamo, io le posso dire questo, che dall'inizio, da appena dopo Natale, avremo messo in protezione una donna ogni 15 giorni, con bambini. E questo è un dato piuttosto inquietante, anche perché finché le donne sono in protezione, le donne sono in una sorta di bolla anche di vita, quindi non hanno la preoccupazione del mantenimento. Ma dopo, quando è finito il periodo della protezione, cosa succede? Queste donne sono obbligate in un certo senso a dover reinventarsi la loro vita d'emblée, e non solo per se stesse, ma anche per i figli, e in questi casi che ci sono capitati molto piccoli. Quindi vanno bene le norme, vanno bene, sono segnali che possono essere anche positivi se li leggiamo così di primo acchito, però in realtà quello che manca è tutta la struttura che possa permettere alla donna vittima di violenza, che vuole uscire e rifarsi una vita e superarsi come vittima e crearsi una vita altra.
Allora sentiamo anche Cristina Rossi, donna che ama donna, speriamo che da domani uomo che ama donna, uomo, cercare di fare quel passo avanti. E perché è diventata volontaria Cristina? Cos'è successo? A un certo punto che ha detto anch'io mi devo rimboccare le maniche e fare qualcosa, perciò divento volontaria di questa associazione. Prego. È stato un percorso diverso, nel senso che ho fatto un percorso di counseling e quindi poi sono entrata nell'associazione proprio con l'intento di ascoltare le donne. Sono venuta a conoscenza di questa associazione e quando sono entrata nel 2016 poi mi sono appassionata veramente al tema e ho imparato anche tanto strada facendo, cose che prima davo per scontate. Alla fine, confrontandomi anche con tutte le donne volontarie, perché siamo più di 40, volontarie che si impegnano ogni giorno proprio nell'ascolto delle donne. Ecco, come dicevo prima, noi abbiamo questo duplice servizio, no? Che sia per quanto riguarda la violenza. Io sono stata anche operatrice dello sportello antiviolenza per alcuni anni, quindi ho incontrato anche donne vittime di violenza e ho fatto l'esperienza anche nelle scuole, quindi di prevenzione, come appunto di ascolto che sto facendo tuttora negli sportelli di ascolto. Ecco, quindi sì, una volta che entri e che incontri tante donne, la forza proprio di quella che dicevo prima, anche del gruppo che insomma si sostiene, ho ritenuto veramente importante continuare a portare questo mio contributo insieme a tutte, ripeto, le volontarie che che sono veramente preziosissime. Mentre per il centro antiviolenza ci sono appunto delle professioniste, come anche per il gruppo scuola. Quello che è importante anche dare dei messaggi positivi è che nell'ascolto delle donne sono proprio loro che poi ci riportano anche questo riconoscimento, no? Dell'importanza dell'ascolto. Ed è proprio ieri che una donna con alcuni figli, con una situazione molto difficile con l'ex marito e una vita anche difficile fin dall'infanzia, ci diceva ieri: ho ricominciato a rivedere un po' di speranza nel mio futuro proprio grazie anche al vostro sostegno, no? Perché il nostro lavoro è proprio anche accompagnarle, ascoltarle senza giudizio, perché questo è fondamentale, no? Perché spesso le donne che vivono difficoltà si sentono comunque giudicate e poi trovano molti ostacoli anche al di fuori nel sistema istituzionale, perché vengono rimpallate da un servizio all'altro, spesso proprio perché c'è anche un'impotenza, perché sì, le leggi ci sono, però poi bisogna vedere come vengono applicate e purtroppo spesso, per quanto riguarda anche le leggi che vanno ad aiutare le donne, mancano proprio i fondi per poterle sostenere. Ad esempio a Vicenza c'è un progetto molto, molto bello che è la valigia di Caterina, che è una valigia simbolica dove raccogliamo appunto dei fondi proprio per aiutare le donne sia del centro antiviolenza che dello sportello di ascolto a sostenere alcune spese proprio per la loro rinascita, tipo ad esempio spese sanitarie. Stiamo aiutando una donna a sostenerla proprio in alcune cure che deve appunto fare, che non ha la possibilità di sostenere, ma necessarie, e anche aiutando una donna in un percorso psicoterapeutico proprio perché ne aveva la necessità, una mamma single, una mamma giovane. E quindi ecco, questi sono solo due esempi delle tante donne che vengono aiutate anche con questi contributi. Questo però dimostra anche l'impotenza che alle volte abbiamo di fronte anche a un sistema istituzionale, no? Perché mancando fondi queste donne appunto faticano a chiedere fuori e quindi dobbiamo un po' coprire, diciamo, questa mancanza. Ci sono questi messaggi di speranza, come un altro messaggio di speranza lo voglio dare con una donna che proprio ieri, una donna straniera, una giovane donna che è arrivata in Italia e segregata in casa, e grazie appunto all'aiuto dei carabinieri che l'hanno messa in protezione, ha imparato l'italiano, ha preso la patente, ha iniziato un lavoro e ieri ci diceva che era diventata appunto responsabile di questo locale, di questo servizio di ristorazione, ed era veramente fiera perché diceva: io non avrei mai pensato di riuscire a raggiungere questo obiettivo. Ecco, la ringrazio Rossi, devo correre, purtroppo che il tempo è tiranno, anche una telefonata
Però quello che ha detto è molto importante, questo vuol dire integrazione, dare dignità alle persone. Se tu dai dignità alla persona si integra, rispetto, il lavoro, la dignità del lavoro, è diventata lei a dirigere questo luogo dove lei operava e lavorava. Capite l'importanza di quello che ha detto Rossi? Sentiamo Gabriella da San Donà. Ciao Gabriella. Buongiorno, grazie. Prego. Mi dica, No, cosa devo dire? Ah, non so, sei tu che hai chiamato, sei tu che mi devi dire qualcosa. Io ho chiamato perché vado in piscina a San Donà di Piave. Sì. E ho avuto, come si dice, stalking. E ho avuto la macchina danneggiata di brutto. E sono stata eliminata dalla piscina. Sono stata eliminata dalla piscina e io sono andata a parlare con l'assessore allo sport. L'assessore allo sport di San Donà, il signor Cereser, mi pare. Dico giusto? Vai avanti, vai avanti. Vado avanti? Sì. Il signor Cereser mi avevano buttato fuori dalla piscina. Non mi facevano più iscrivere, dopo 20 anni che ci vado e faccio acqua gym. L'assessore è riuscito a mettere tutto a posto e a farmi ritornare in piscina. Adesso è passato quasi un anno e ricomincia lo stalking, sempre in piscina. Mi secca tornare dall'assessore a fare il piagnisteo, però ho avuto la macchina danneggiata di brutto, con prima con un finto incidente che mi hanno grattato il paraurti posteriore. Adesso mi hanno danneggiato la parte posteriore della macchina, ha detto Ma tu sai chi è questa persona? Sai il nome e cognome? Sai chi è questa persona? Come? Sai chi è questa persona? Sì, lo so. Allora fermati, abbiamo già capito, fermati. Allora, visto che abbiamo un avvocato, abbiamo anche presidente di un'associazione molto importante in difesa della donna, poi ti richiamerò Gabriella in privato, lascia il tuo numero. Allora, avvocato, in questo modo e anche come presidente, cosa diciamo a Gabriella che si vergogna a ritornare, perché questo mi secca, ma la vergogna di ritornare un'altra volta, più che dall'assessore io direi dal sindaco, perché il sindaco è responsabile della salute dei cittadini. Però sentiamo cosa dice la presidente Bartolo a questa donna. Beh, io innanzitutto direi di rivolgermi alle forze dell'ordine come prima agenzia di aiuto, e dopodiché se la signora ha un vissuto, allora ricordiamoci che lo stalking è una vera e propria forma di violenza. Se ha bisogno di un aiuto e di indicazioni c'è un centro antiviolenza probabilmente vicino dove abita la signora, e di rivolgersi al centro o al 1522 che gli dà le indicazioni appunto di quello che è lo sportello vicino, e nei centri antiviolenza la possono aiutare a comprendere quello che sta succedendo e anche ad attivarsi per far cessare, per trovare il modo di far cessare le condotte. Certo, probabilmente la cosa immediata è quella di andare a fare la denuncia alle forze dell'ordine. Eppure questa telefonata mi fa molto riflettere, perché esprime paura, disagio, anche un ascolto che lei chiama Sveglia Veneti per essere ascoltata. Vuol dire che c'è anche un bisogno di ascolto, dottoressa Tonel. Sono tre cose fondamentali per arrivare poi a fare quello che dice la Presidente, denunciare. Perché molte volte abbiamo sentito che non c'era quell'ascolto che si pensava.
Molte volte abbiamo sentito molte denunce e poi alla fine è arrivato il femminicidio, perché la legge non prevedeva di mettere in sicurezza questa donna nonostante le denunce. Manca ancora molto da fare. Questa telefonata fa riflettere molto, perché se dopo un anno io ricevo questa telefonata questa mattina in occasione questa giornata della donna, perché festa proprio non mi sento di chiamarla, senti la telefonata, forse c'è qualcosa che bisogna che andiamo oltre, che è quella dell'ascolto, non c'è niente da fare. Io sono convinta che bisogna che questi sindaci, questi amministratori iniziano a fare un censimento, chi è da solo, di cosa ha bisogno, come vive, chi sono le fragilità, anche quelle che hanno fatto denuncia, com'è la situazione, perché io sarei stanca di sentire non ho personale, quel personale che ho non riesce a fare tutto, abbiamo le associazioni di volontariato che possono aiutare gli amministratori, qui abbiamo l'esempio, penso che più di così, il problema è che dividi e ti impera e questo fa sì che non riusciamo a dare l'aiuto che vogliamo. Prego, dottoressa Tonelli. Beh, sicuramente questa telefonata fa emergere anche una sorta di solitudine probabilmente di questa signora che non ha neanche una rete attorno che la può consigliare nel modo giusto. E certo è anche, credo sia fondamentale anche una sorta di preparazione di chi ascolta, di chi riceve queste donne, perché tante volte nelle istituzioni competenti non c'è un vero e proprio percorso di formazione di questi operatori e questo è fondamentale perché si trovano ad agire nelle situazioni di crisi massima di queste donne e insomma le capacità, le abilità di ascolto, di comprensione, di non giudizio sono fondamentali. Allora, guardiamo anche queste immagini da Belluno, queste immagini del flash mob giornata della donna. Chi vuole intervenire? Vorrei Prego, dire una cosa. prego Maristella, prego. Allora, quello che ha detto la dottoressa è vero, questa telefonata dà molto la sensazione che ancora non si conoscano quelle che possono essere gli agganci per le donne, anche che questa era una telefonata dove si sentiva solitudine, perché prima di rivolgersi all'amministrazione vuol dire che manca quella rete che per esempio noi come Centro Antiviolenza di Treviso attiviamo molto. Tant'è che noi abbiamo questo tavolo, questo protocollo di rete col Comune di Treviso, capofila, in cui ci sono tutte le varie servizi del territorio che sono connessi e quindi nel momento in cui magari non è una cosa, non sono fatti che attengono strettamente alla violenza sulle donne, però è una storia di disagio o comunque di solitudine, si attivano tutte queste forze positive di sostegno delle persone. Quindi anch'io come la dottoressa ho sentito la solitudine di in questa telefonata e anche un po' l'essere indifesi di fronte all'orientarsi in tutti i servizi che ci sono e che si possono attingere senza paura. Ecco. Abbiamo visto anche questo flash mob formato fortunatamente anche da uomini, sempre meno rispetto alle donne, ma un po' alla volta si inizia anche queste lunghe maratone, marce, vediamo molti compagni, molti mariti che accompagnano ecco, la loro dolce metà. Diciamo che qualcosa si sta muovendo, però ecco, siamo sempre noi che dobbiamo spronare, questo mi dà fastidio. Io vorrei che oggi qualche uomo, ma molto anche autorevole, non autoritario, autorevole, che non sbagliamo, autorevole, dicesse noi ci siamo, vi aiuteremo, chiamateci che noi ci saremo. Io vorrei che ci fosse questa frase detta da qualcuno di importante che non la sento, fasce, premi, medaglie, non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno, come ha detto la dottoressa Tonelli e anche la presidente Maristella Bortola e la volontaria Rossi, abbiamo bisogno di ascolto, ma che
che poi questo ascolto non si tramuti solo in un ascolto così passeggero, ma un ascolto che diventa qualcosa di reale, di concreto, di un aiuto concreto. Come dice la Presidente Borto, dice sì, l'accompagniamo, ma dopo quando esce come facciamo se non ha più un sostegno economico, se non ha più quella protezione che aveva quando era all'interno della struttura? Perché queste che escono, il nemico dietro l'angolo, l'abbiamo sentito anche in questi giorni, cioè se ne fregano anche del braccialetto elettronico, della distanza, se vogliono arrivare arrivano in qualche maniera e non c'è protezione. E allora è qua che cade il pero, come le panchine. Io va bene la panchina, che sapete che io non sono d'accordo con le panchine, che ormai faccio confusione perché ce ne sono di tutti i colori, ma è il dopo panchina che mi preoccupa. Io vedo la panchina, mi ricordo e dopo cosa faccio? Dove chiamo? Chi chiamo? Ho il coraggio di chiamare? No, perché siamo ancora profondo nord, lo dico sempre, siamo molto chiusi, abbiamo paura dei vicini, della famiglia, no resisti, ai figli, dove vuoi andare? Aspetta, perché è questo, non tutti, perché bisogna dire anche la verità. Però la maggioranza è così, questa donna è con le spalle al muro, ha paura di perdere il lavoro, ha paura di non avere più quella proprio supporto economico per i figli, per tutto, questi figli che vivono il disagio, e guardate che è una tragedia, perché noi parliamo dell'uomo e della donna, vogliamo parlare anche dei figli per cortesia, vogliamo parlare che poi queste divisioni diventano drammatiche e distruttive per questi ragazzi. Ma vi pensate quando io vi racconto che quel ragazzo mi ha detto: sai Mirella, non so più chi è la mia famiglia, ho 3 mamme, 3 papà, 6 fratelli, tu mi dici vai a casa, su quale casa? È un casino dappertutto. Così mi ha detto questo ragazzo. Capite che se poi li troviamo in situazioni anche problematiche non è proprio colpa di tutti questi ragazzi e di queste ragazze? Pubblicità. Abbiamo in linea Sandra da Treviso, vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno alle tue ospiti. Allora, 3 cose butto lì. Fino agli anni 40 non potevamo votare al pari dei cani, dei muli, di qualsiasi altro essere vivente a 4 zampe, primo. Secondo, da più di 2000 anni la religione cattolica, che predica appunto l'inclusione, voler bene a tutti, eccetera, adesso qualcosa sta faticosamente cambiando, però non sia mai che una donna sia sacerdote, che possa celebrare una messa, che possa impartire qualche sacramento. E vi invito a pensare ad un mondo ideale dove le donne non hanno figli. Cioè al pari degli uomini possono gestire la propria carriera negli orari, negli spostamenti, senza dover sempre, tra virgolette, rendere un affettuoso conto ai figli. Quindi se le donne non avessero le gravidanze, vi invito a pensare ad un mondo così. Ci sarebbero le quote rosa, ci sarebbe questo gap sugli stipendi, ci sarebbero donne al pari degli uomini. Quello che ci distingue da loro gioiosamente e troppe volte dolorosamente è proprio la gravidanza, che ci esclude dai livelli più alti nel mondo del lavoro, ci esclude dalle responsabilità, perché i figli vengono purtroppo e per fortuna sempre, nel 99% dei casi, sempre per primi rispetto alla carriera, rispetto a tutto quello. Al mondo delle donne i figli sono al primo posto. E quindi anche, come diceva Mirella, quando ci sono delle situazioni infauste in famiglia, il primo pensiero chi va ai figli. Dove vado con i figli senza lavoro o con un lavoro part-time che non mi permette di pagarmi un affitto? Come dice Mirella, ok, ci sono delle associazioni e fuori di queste? Grazie, saluti. Ciao Sandra, ti ringrazio per il supporto. Io cerco di parlare con la vostra voce perché non tutti potete venire qua, però è quello che io sento e lo dico perché è giusto, e sentire cosa dicono anche le donne, cosa dicono gli uomini. Dopo avrò 2 uomini, vedremo cosa ci diranno, anche con una certa sensibilità, perché non faccio la trasmissione a binario unico perché è la giornata delle donne. Io vorrei sentire anche loro e poi ho invitato anche loro. Quello, e poi avremo forse anche una europarlamentare. Aspettate, perché quando si arrivano che le vedo dico che c'è, perché non si sa mai, dicevo magari non ci sono, perciò aspetto. Però quello che traspare, dottoressa Tonella, anche dalla telefonata di Sandra, c'è questo problema, c'è un punto di domanda: chi mi aiuta? Come faccio?
perché non ci siamo proprio, lo stipendio ancora non ti permette, certi stipendi, non tutti, di avere quell'autonomia che tu vorresti. Pensiamo cosa costa un affitto, pensiamo cosa costa un mutuo, pensiamo a tante cose, la vita che è aumentata in maniera incredibile, i ragazzi che crescono. Guardate, io ad esempio al Banco Solidale ho il problema delle scarpe. Allora, io non ricevo vestiti perché ne abbiamo tantissimi e vi ringrazio, però se avete scarpe portatemele, perché le scarpe sono fondamentali. Perciò se avete scarpe in buono stato, mi raccomando, pulite, portate, perché c'è un problema, non hanno i soldi per prendere le scarpe, e questi ragazzi, pensate, si vergognano perché la scarpa è diventata il numero uno, la prima cosa che ti guardano i compagni: che scarpa hai, che felpa hai, ma soprattutto la scarpa. Avete sentito le aggressioni per le scarpe? Cioè, ma ci rendiamo conto i messaggi devastanti che sono arrivati anche con certe pubblicità? Prego, dottoressa Tonel. Le parole della Sandra sono tristemente vere, nel senso che i numeri parlano chiaro: una donna su 5 dopo la gravidanza smette di lavorare. Questo significa dipendere in toto dal compagno, dal marito, e quindi questo significa avere le mani legate nel momento in cui uno deve scegliere di cambiare, di non accettare più magari determinate situazioni di violenza. Questo è un grosso problema. Però siamo sempre qui a parlarne, le dicevamo prima, sono anche un po' stufa perché i temi sono sempre gli stessi, non sono cambiati in questi anni. Mi batto un po' su questi temi da tanto tempo. Abbiamo bisogno di una risposta della politica che sia chiara e che sia decisa, perché diciamo sempre le stesse cose e poi non avviene niente. Durante l'8 marzo, a novembre, la giornata il 20 novembre diciamo sempre queste cose, tutti ci uniamo su questo e poi ce ne dimentichiamo, già domani ce ne saremo dimenticati e i problemi rimangono sempre gli stessi. Mi ha fatto anche molto riflettere e molto male, devo dire, quello che raccontava la volontaria di Vicenza. È possibile che una donna non riesca a pagarsi le spese sanitarie e bisogna affidarsi al volontariato, al volontariato o a qualcuno che dia dei soldi? È incredibile questa cosa, veramente mi fa arrabbiare, perché non è possibile che siamo a questo livello. Cioè, una risposta deve arrivare, ma deve arrivare nel breve tempo, perché le donne sono stanche, la situazione sociale comincia ad avere dei picchi di crisi che non possiamo più girarci dall'altra parte. Allora, sentiamo cosa dice la Presidente Maristella Bartolo alle parole che ha detto la dottoressa Tonel. Prego. È complicata. Allora, cosa devo dire? Sì, anche noi, come la collega di Vicenza, abbiamo fondi che destiniamo a un sostegno base per le donne, perché le situazioni sono sempre più drammatiche. E ho qualche cosa di diverso da dire con riferimento ai figli, perché quello che registriamo noi è che la donna vittima di violenza non sempre ha soprattutto quando sono tanti anni che vive nella violenza, ha lo scatto di dire metto in protezione me e i miei figli, cioè non è sufficiente avere il pensiero dei figli, e questo per noi è estremamente problematico ed è una questione urgente da esaminare, perché quest'anno il centro antiviolenza per la giornata del 25 novembre è stata al carcere minorile di Treviso, dove abbiamo toccato con mano quelli che sono gli effetti della violenza assistita, cioè figli di coppie violente, o di una famiglia dove ragazzini cresciuti nella violenza che hanno riproposto lo stesso modello appreso nel corso della loro vita precedente e sono in carcere per reati gravissimi. Quindi ci ha detto, alcuni ragazzi ci hanno detto, se nostra mamma si fosse potuta rivolgere a un'istituzione come la vostra, probabilmente io a quest'ora non sarei qua. Quindi
spesso dobbiamo considerare che le donne che sono tanti anni che vivono nella violenza non hanno l'urgenza di mettere in protezione i figli, perché sono donne che hanno un'ambivalenza incredibile e ci vuole tempo. E quindi per proteggere quel poco che hanno rimangono all'interno della casa perché hanno paura di fare il salto, anche se hanno figli. Allora, Presidente Bartolo, io ho parlato, che poi oltretutto la conoscevo, con la mamma di quel ragazzo che è stato ucciso proprio qua a Treviso da un gruppo di coetanei. Allora, questa mamma doveva essere, e l'ho detto qui apertamente davanti alle telecamere, seguita dai servizi sociali e dai comuni da dove era partita e da dove è arrivata, dall'inizio alla fine. Questa è una mamma che è molto fragile, fragilissima, che però nella sua fragilità voleva la sua autonomia. Voleva scappare da quella che lei diceva era una gabbia insopportabile che era la famiglia. Ed è scappata incinta di questo bambino dopo che aveva avuto dei problemi anche col marito e col compagno terribili. È arrivata da noi. Questo bambino per lei era la vita, il sogno, l'unica cosa che aveva e che per lui sarebbe andata non so dove. Era solo lui il suo mondo, non c'era un altro mondo, era il suo mondo. Però da sola non poteva farcela, già fragile che era. E questo bambino cresceva con questa mamma che cercava anche di dare quello che le era possibile dare. L'abbiamo trovata che era il freddo, senza niente, non aveva neppure il riscaldamento. E questo ragazzo inizia ad essere accettato da quelli come lui, dagli emarginati. Questa è la verità. E quando lei chiedeva a questo figlio, perché si accorgeva che non andava tanto bene questa compagnia, ma perché vai con queste persone? E lui gli rispondeva, mamma, io con loro sono felice con loro. E la mamma, vedendo e sentendo questo figlio, diceva sono felice, accettava che questi ragazzi andassero in casa sua, fossero un certo momento liberi di fare quello che volevano. E abbiamo visto com'è finita. Allora, quando la Presidente Bartolo dice, il ragazzo mi ha detto, se mia mamma fosse stata seguita non sarei qua, forse se questa donna fosse stata seguita, questo ragazzo non sarebbe morto. Questo ragazzo deve essere aiutato, ma dobbiamo sempre porci perché non l'abbiamo fatto. E no, cara Presidente Bartolo, ma cara Tonellia volontaria, perché non si investe sulla famiglia, non si investe su questo. L'ha detto la Presidente, la dottoressa Tonelli, devo pagare se voglio la terapia, ma la terapia costa, non me la danno gratuita la terapia. Mi danno un po' di ascolto, ma la terapia deve essere fatta non dalla volontaria, con tutto il rispetto che ho come per il mondo del volontariato, che se non ci fosse dovremmo inventarlo. Ma bisogna anche capire che bisogna sapere fare la terapia. Io ti ascolto, però dopo ti indirizzo da una psicologa, da una psicoterapeuta che ti accompagna in un percorso per cercare l'aiuto. Ma non è così, non è così. E allora vogliamo dirle a qualcuno che deve ascoltare che il mondo del volontariato non può da solo fare tutto e mettere tutto, perché non è in grado di farlo. Abbiamo bisogno di persone competenti che sappiano cos'è un percorso psicologico, il dramma di questo percorso. Noi troviamo addirittura delle volte anche persone, io entro in certi uffici e lo dico alla Presidente Bartolo e dico, ma sta qua, chi è che l'ha messa qua, ma capisce quello che dico? Tanto è vero che su una situazione, siccome continuava a girarsi i capelli e non ero neppure seduta, perché non mi aveva neppure detto si accomodi, ho detto scusi, se deve andare dal parrucchiere ci vada pure, e io sono uscita. Cioè l'ascolto, sì, ma la Mirella è così, sapete com'è la Mirella, cioè, non è che giro tanto intorno. Questa non aveva capito un fico secco e ricopriva un ruolo importantissimo,
Capite che non ci siamo proprio, perché anche la politica deve mettere, io capisco che ci sono i bandi, ma guardiamo anche chi li vince i bandi, legalmente, per carità, tutto legale, non dico che non sia legale, ma andiamo a vedere chi vince sempre i bandi, il numero 1, ma possibile? Possibile, non riusciamo ad avere delle persone che hanno la passione di fare quel lavoro, non tutte, ce ne sono di bravi, non dico mica di no, ci mancherebbe. Ma su certi uffici veramente problematici io devo trovare competenza, loro devono sapere quello che dico perché è scritto, devi solo aprire il computer e informarti. Dottoressa Tonel, lei sorride, mi viene da piangere, devo uscire per non fare qualcos'altro, per dire vergognarsi, un po' di vergogna, no? Prego. No, ha assolutamente ragione. Credo che dobbiamo investire sulla salute. La salute non è solo fisica, anche se abbiamo visto che insomma Italia e la sanità stanno portando la situazione e la abbiamo sotto gli occhi, ma anche una salute mentale e psicologica. Questa è sempre stata un po' la scarpetta di Cenerentola. Non se ne parla, si fa fatica a parlarne, si fa fatica a fare cultura su questo. Come diceva lei, le persone vanno seguite, le terapie sono delle terapie che si fanno, ma la risposta nel pubblico è esigua, risicata. Gli psicoterapeuti presenti nei servizi pubblici sono al minimo, non riescono a seguire una persona in modo continuativo, né durante i momenti di crisi, ma neanche dopo. Le persone che hanno disponibilità economica si rivolgono al privato, ma sono costosi. Abbiamo Leone da Trabasele, vai Leone. Ciao mille ragazzi, Ciao. Buona festa della donna, sono puntuale oggi. Allora, questo Stato non c'è per nessun motivo. Cioè, se una donna chiama, che è oggetto di tocchi, che ha problemi e non sa dove andare a chiedere, vuol dire che non c'è questo Stato, non esiste, e poi mancano i soldi, ma per le strutture, per fare strutture per queste donne. E i soldi non ci sono. Perché non ci sono? Perché li devono spendere nelle armi. Nelle armi. Ma è incredibile. Sì, perché la Russia è la Russia. Il problema è l'America, non la Russia. È incredibile questa cosa, non ci sono mai i soldi. Non ci sono mai i soldi, non ci sono mai i soldi. È incredibile. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, grazie anche per gli auguri, anche se non è una festa, vi prego non chiamate la nostra festa, che non lo vogliamo, almeno qui a Sveglia Veneti. È un ricordo del rispetto della donna, ecco, i diritti della donna, come dice la dottoressa Tonelli. Sentiamo anche Rossi, ecco, questa volontaria, cosa ne pensa, il mondo del volontariato però deve essere anche preparato, deve sapere, deve conoscere, non è sempre facile. Prego Rossi. No, allora sì, devo fare una precisazione, che essere volontaria non vuol dire non essere formati, perché nella nostra associazione abbiamo volontarie che sono volontarie formate nell'ascolto, abbiamo diverse tipologie di professionalità, abbiamo appunto counselor che hanno fatto invece dei percorsi triennali di formazione, abbiamo anche chi ha fatto mediazione familiare sistemica, abbiamo psichiatre, abbiamo psicoterapeute, pedagogiste. Quindi sì, essere volontaria non significa non avere una professionalità. È ovvio che per fare un percorso di psicoterapia noi riconosciamo quando ci sono delle difficoltà poi nelle donne anche più profonde, e quindi facciamo delle consulenze psicologiche, e dove possiamo le inviamo poi a fare questi percorsi di psicoterapia con appunto tramite anche questi fondi che noi abbiamo proprio per quelle donne che noi riteniamo importante che affrontino questi percorsi un po' più più profondi, che vadano a lavorare poi anche sui loro traumi, proprio perché evitiamo delle ricadute. Nella nostra associazione anche abbiamo i gruppi di automutuo aiuto, ad esempio sulla dipendenza affettiva, che è un tema che è veramente un problema che per molte donne, ed è proprio dove si innescano relazioni tossiche,
e abbiamo anche gruppi di autoaiuto per le mamme singole separate. Quindi abbiamo gruppi di psicoterapia per le donne vittime di violenza e non, e quindi abbiamo offriamo diversi servizi, tutti gratuiti. Ecco, quindi ognuna di noi mette in campo la propria professionalità, il proprio tempo, proprio mettendo al centro le donne. Sì, però vede Rossi, c'è una cosa che forse non è chiara. Io non devo essere fortunata a essere a Vicenza o a Verona o a Treviso perché ho questi centri di ascolto, questo volontariato. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto e questo non c'è. È inutile che ce la giriamo, i numeri sono numeri, Rossi. Allora io dico come quel ragazzo, io non devo essere fortunata ad avere quella scuola, quegli insegnanti, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere, appassionarmi alla scuola, avere degli insegnanti veramente con passione. Ho avuto un insegnante qua che ha detto: quando noi entriamo in classe è come salissimo sul Monte Bianco, noi abbiamo di fronte tutto e vediamo la criticità, il ragazzo che ha bisogno, se vogliamo vedere, se non vogliamo vedere è un altro discorso. E io non vedo che ci sia tutto questo nella scuola, l'ha detto lui qua, ed è la stessa cosa che diceva la dottoressa Tonel. Non tutti hanno la fortuna di avere un'associazione vicina, ce ne sono, non ci diciamo di no, ma dovrebbe essere un diritto acquisito nel momento che io sono fragile ad avere l'ascolto. Presidente Maristella Bartolo. Pronto? Sì, Mirella, tu hai ragione, però diciamo allora evidenziamo e diffondiamo sempre di più la conoscenza di queste associazioni che hanno Vi invito apposta. Sì, infatti. Non penso che ci siano tanti che invitano le associazioni come la Mirella tutte le mattine per far conoscere, non penso siano tante, ce ne sono per carità. Vedi la signora di San Donà che chiama, che si è dovuta rivolgere all'assessore e non ha trovato quindi vuol dire che dobbiamo lavorare ancora molto sulla comunicazione e sulla informazione per sensibilizzare, trovando anche i mezzi più idonei affinché arrivino soprattutto i giovani, perché guardate che i giovani sono in una fase estremamente critica attualmente. Noi li vediamo nelle scuole. Ci rendiamo conto, anche se andiamo soltanto per poche ore, stiamo realizzando una involuzione nei rapporti tra gli adolescenti e questo è preoccupante. Dopodiché concordo con quello che dice la collega di Vicenza, anche noi abbiamo necessità di avere volontari che devono essere formati, a parte che ce lo chiedono le convenzioni internazionali per la lotta contro la violenza sulle donne, che impongono e richiedono fermamente una competenza specifica di tutte le operatrici all'interno dei centri antiviolenza, perché come ripeto noi parliamo di operatrici donne e quindi non so che dire, alzo le mani, noi lavoriamo tanto in rete con il comune di Treviso, con i servizi sociali, l'ULS. Questa donna era di Treviso, Maristella Bartolo, che ho detto che ha perso il figlio. Sì, lo so, ma tanto perché mettiamo i puntini sulle i anche, perché veramente non è che non fosse conosciuta, aveva un nome, un cognome, un indirizzo, per carità. Anche lei è una persona molto difficile, lei è arrivata al mio banco solidale 2 o 3 volte, ma la prendevo per mano, ma poi mi scappava, non c'era niente da fare, perché arrivava la paura. E qual era la paura? Il figlio. E gli portassero via il figlio. Brava. La paura qual era di questa mamma? Di non avere più il figlio, perciò io la prendevo, però lei diceva no, vado via, ma se sei vero, niente. Allora io mi sento sconfitta, guarda Presidente, io mi sento di una sconfitta che conoscendo poi questo e altri casi, come non riesco a farlo sentire perché ce l'ha l'avvocato per vedere se riesco a farvelo sentire, questa donna giovane, non giovanissima ma giovane, che ha tentato 2 volte il suicidio in un territorio qui nostro, vicino a noi, che dice in questa telefonata che mi fa:
sai Mirella, ha problemi, è seguita dai servizi sociali che si occupano di salute mentale. E lei dice, sai Mirella, nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9 ne ho sulla carta. Mirella, non ne vedo una. Non ne vedo una, Mirella, non ho da mangiare, non ho da vestire, non ho niente, aiutami ti prego. È mesi e mesi che non ricevo una telefonata, che non ricevo niente. Io mi sono attivata, ho cercato di capire, ecco qua dottoressa Cerino che passa, non posso fare niente perché c'è già un servizio che si occupa di lei. E allora vai dall'altra parte. Sì, conosciamo, ma non c'è più questa assistente, devo verificare, passarci giù il telefono, ho chiamato chi di dovere e ho detto, avvocato di sostegno, amministratore di sostegno, giù telefono, giù telefono. Cioè, o vogliamo capire che siamo qui per aiutare e c'è gente pagata che deve fare questo, se no non ci siamo proprio. Questo ha tentato 2 volte il suicidio, nella carta ha 9 persone che la seguono, non ne ha una. E vi faccio sentire l'audio perché sto vedendo con l'avvocato, perché voglio andare con i piedi di piombo, cosa dice questa donna. L'unica dice che mi aiuta e sta cercando è la Mirella, se no cosa farei? Nessuno. Sono andata dappertutto, ho bussato, nessuno mi ascolta. Allora capite che quando dico attenzione che io non devo essere fortunata a conoscere, io devo avere quello che mi aspetta di diritto. La nonna di 90 anni che è arrivata qua alle 9 del mattino per chiedere aiuto di ascolto, l'ascolto da sola. No, non ci siamo proprio. Noi ci siamo, il problema è che c'è qualcun altro che dovrebbe esserci, che non c'è. Un attimo, Prego. Le battaglie, se posso intervenire, ecco, le battaglie vengono fatte i centri antiviolenza, sia Dire che raggruppa tutti i centri antiviolenza, sia Iris che è il coordinamento Veneto, segnala tutte le problematiche che ci sono appunto delle donne che noi incontriamo. Quello che però dobbiamo fare è, non possiamo, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di aiutare le donne, cioè non è che aspettiamo che la politica ci dia delle risposte, noi agiamo, quindi ci sono dei problemi nel territorio, ci sono delle distanze in questi, dove dei luoghi, dove dei posti, dei territori dove non ci sono servizi, noi cerchiamo di aprirli i capillari, cioè proprio in tutti i territori in modo che le donne abbiano dei luoghi dove poter chiedere aiuto. Noi poi siamo le prime che ci interfacciamo con i servizi del territorio cercando di aiutare queste donne, quindi i servizi nascono proprio perché ci sono dei bisogni, poi in attesa che la politica faccia il suo compito e quindi non solo faccia le leggi ma anche stanzi i soldi, perché comunque sia noi sappiamo che ci sono tante bellissime leggi ma che non vengono mai attuate, quindi concordo con appunto l'avvocata, la presidente del telefono rosa di Treviso, che anche con quest'ultimo decreto andiamo con le pinze, perché comunque bisogna capire bene come poi quello che c'è scritto e come funziona, perché di leggi ne abbiamo veramente tante. Abbiamo una convenzione di Istanbul che dice già tutto e basterebbe applicare quella, ecco, solo che non l'applichiamo. Allora noi vede che se ha tutto l'aiuto che abbiamo, ma se anche voi non avete il supporto politico che vi danno i soldi per portare avanti queste attività, capisce bene che non ci siamo proprio, perché alla fine anche le associazioni hanno bisogno del supporto politico per avere i soldi, non c'è niente da fare. Questa è la verità, perché se loro non vi danno i soldi voi non potete aprire queste strutture e non potete dare l'aiuto anche economico che vi danno, perché tutto nasce da là, nella stanza dei bottoni. Chi c'è? Ma chi non ha la fortuna di esserci cosa fa ancora adesso nel 2025? Io ringrazio tantissimo le mie ospiti perché ho terminato questa ora con voi, vi ringrazio veramente di cuore, una giornata importante, ecco questa poesia che ho letto, spero che questa donna che la sa lunga per quanto riguarda i diritti delle donne e cosa hanno fatto certi uomini a lei, perché aveva il coraggio di ribellarsi, di dire com'era la situazione. E guardate invece la sensibilità, la creatività di questa donna meravigliosa che era Alda Merini. Pubblicità. Allora, siamo qui oggi a Calozio che ospita Dall'Oblio alla Luce, il primo evento che tratta del
della patologia idrocefalo-normoteso. Madrina dell'evento l'onorevole Marina Liprandi, che ha preso a cuore questa patologia e ci sta aiutando in questa campagna di informazione. Io sono stata onorata e felice veramente di aver potuto conoscere il dottor Petrella qualche giorno fa alla Camera dei Deputati e ho preso molto a cuore questa iniziativa e lo ringrazio per lo studio scientifico che sta portando avanti con determinazione e una grande volontà a supporto di una diagnosi corretta, perché quando si sente parlare di Alzheimer e Parkinson ci si trova di fronte ad una patologia particolarmente ingenerosa, non solo per il paziente ma anche per i familiari e per l'entourage della situazione, e non indifferente è anche il costo che la sanità pubblica deve sostenere per malattie neurodegenerative così importanti. Quando invece una corretta diagnosi può portare alla luce nuove scoperte della scienza. La scienza è interpretata dal dottor Petrella, che ci dà la possibilità di conoscere e di guarire da questa patologia, rallentando notevolmente i sintomi e dando subito la possibilità al paziente di intraprendere una vita migliore e che si può protrarre negli anni. Ecco, quindi io ringrazio nuovamente il dottor Petrella, la sua equipe, e sarò sempre al fianco non solo di Amiche per la Pelle, che questa mattinata l'ha dedicata alla formazione e alla conoscenza, ma anche al dottor Petrella proprio per far nel nostro piccolo, ciascuno di noi, portare un sollievo al nostro prossimo. Grazie onorevole. Ecco qua il dottor Petrella, neurochirurgo all'ospedale Maria Goretti di Latina, e le passo la parola, dottore. Grazie. Oggi abbiamo parlato di una patologia che ha il nome di idrocefalo-normoteso, una patologia che colpisce le persone sopra i 65 anni, che è caratterizzata da disturbi della marcia, per cui il paziente ha difficoltà a staccare i piedi dal pavimento, a mantenere l'equilibrio, e questo lo porta spesso a cadere. A questo può associarsi poi un disturbo della sfera urinaria, per cui il paziente tende a perdere la pipì, e come ultimo sintomo può essere quello legato all'aspetto cognitivo-comportamentale, per cui il paziente tende a dimenticare le cose. Sintomi molto simili a quelle malattie molto più note che sono il Parkinson e l'Alzheimer. A differenza di questa, però, se il paziente viene riconosciuto e trattato in maniera corretta, il paziente può guarire lui, e possono guarire anche i familiari, che non sono più costretti ad accudire un paziente che piano piano va spegnendosi. Il problema fondamentale di questa malattia è che non è conosciuta e che solo il 20-25% dei pazienti viene riconosciuto e trattato in maniera adeguata, motivo per il quale è fondamentale fare informazione, cioè rendere questa malattia una malattia conosciuta, che deve entrare in diagnosi differenziale col Parkinson e l'Alzheimer. Allora, vediamo se c'è ancora Grazie. Sandra da Padova, prima di presentarvi un altro graditissimo ospite. Sandra? Pronto? Eccola qua. Ciao Sandra. Pronto? Niente, allora la richiamiamo Sandra, vediamo se riusciamo a rifare il collegamento, perché è caduta la linea. Allora vi presento subito il dottor Francesco Calia, ecco, che è veramente una persona veramente squisita e sensibile. Guardate con cosa è arrivato con la mimosa per la Mirella. Ringrazio veramente dottor Calia, graditissima, fa sempre piacere, ecco, avere questa gentilezza d'animo da parte di questi uomini che hanno capito l'importanza del rispetto, dell'ascolto di questa figura femminile. Allora, dottor Calia, noi abbiamo visto questo importante convegno che è stato fatto per parlare di una cosa che veramente fa paura. Chi è che non ha paura di queste patologie che arrivano silenziose, ma un po' alla volta proprio ti fanno diventare un'altra persona? Allora, capiamo anche cos'è successo in questa giornata importante, dove anche lei era presente con questo medico importante che sta spiegando che forse ci sono delle possibilità concrete di guarigione. Prego, dottor Calia.
Grazie Mirella, buongiorno a tutti. Secondo me la divulgazione è importantissima, cioè l'informazione, specialmente la buona informazione, specialmente quando viene fatta con dei criteri scientifici. La manifestazione e l'evento che è stato mandato in onda era appunto un convegno medico associato a un'asta benefica. Il motivo era far conoscere una malattia che è veramente poco conosciuta, che è l'idrocefalo normoteso, che ha dei sintomi che spesso vengono scambiati per Alzheimer o per Parkinson, che sono delle patologie purtroppo che gravano moltissimo sulle risorse della sanità e che hanno poche possibilità di guarigione, ma ce ne sono alcune come l'idrocefalo normoteso che simulano queste malattie, per cui a volte questi pazienti vengono trattati come se fossero dei parkinsoniani o dei dementi o dei pazienti affetti da Alzheimer, ma in realtà hanno una patologia che in realtà può essere guarita. Allora, la fermo un secondo, dottor Calia, perché abbiamo ripreso Sandra che era caduta la linea. Vai Sandra, ciao. Ciao Mirella, ho seguito stamattina, intanto buongiorno all'ospite, bello i filmati. Devo dire una roba, mi sono molto emozionata quando hai citato quella signora che ha 9 persone, lì è tragico e per fortuna, scusa, ma sei incommiabile per quello che fai, che tutta la rete veneta fa per queste persone. Tornando alla malattia che ho sentito prima, io avevo già accennato ancora diverso tempo fa proprio un servizio di malattie rare. Il mio compagno ha malattia rara, adesso il nome non me lo ricordo, che porta all'atrofizzazione dei nervi, cioè del braccio, della scapola o degli arti inferiori o la coscia. Difatti la gamba si sta assottigliando e questo porta a camminare male, storto, non andare tanto, fare tanta strada, che vuol dire poca. E purtroppo questa malattia l'hanno scoperta 50 anni fa, per caso, perché mia cognata, che è biologa, ha mandato in America l'esame del sangue perché era una ricercatrice, e poi siamo stati anche fortunati che qui a Padova c'è un centro, devo dire, molto, molto buono, perché ogni anno, anzi ogni 8 mesi si fanno delle visite, tutti i movimenti che fanno fare, insomma, sono molto bravi a vedere il proseguo della malattia. Purtroppo non c'è una cura. E volevo dire un'altra cosa, purtroppo ci sono tante malattie, Mirella, io delle volte a tarda sera, perché vado a letto molto tardi, e guardo quando fanno vedere quelle malattie che ti sembra al di là del mondo, mamma mia, bambini. E meno male che c'è la medicina, la scienza che va avanti. Allora questi medici che si danno da fare per portare, io ho perso una mia amica un anno fa per il Parkinson, dottore, e devo dire che è stato un dolore, era 7 anni che era malata e ho visto proprio il progredire della malattia, ma io dico, bisogna essere, come dici te Mirella, fortunati che non ti capita, perché gli acciacchi dell'età sono cose normali, bisogna tenerseli i dolorini e questo, però poi la prevenzione, meno male che ci sono queste scoperte, che prima o dopo ci sarà una cura come ci sono state per altre malattie, e devo dire che non lo so se sono in aumento queste malattie. E come diceva il professore Petrella che ha parlato prima, non lo sappiamo, non ci si accorge. Mio marito mi diceva che quando era bambino, che giocava a calcio 7-8 anni con i fratelli, gli amichetti del quartiere, lui quando correva a un certo punto si doveva fermare. Allora quello, però parliamo di tanti anni fa, Mirella, dunque diciamo le tecnologie, l'attenzione senza incolpevolizzare i genitori, ma una volta
eravamo anche poco seguiti, Mirella, giocavamo in strada, io sono un esempio, correvamo, ci arrampicavamo, se ti sbucciavi un ginocchio ti disinfettavi con l'alcol e diceva vabbè passerà, io mi sono sempre le ginocchia, dunque voglio dire meno male che adesso c'è un'attenzione infantile nelle scuole, nelle palestre, dai genitori, bisogna darne atto, che sono più attenti, magari anche più rompiballe, diciamo così, scusatemi, però magari prendono paura per ogni stupidata, però almeno hanno un'attenzione rivolta ai figli o ai nipoti. Io vi lascio e vi auguro intanto la giornata delle donne, che purtroppo, Mirella, è una giornata a metà, dico io, perché ogni giorno senti cose assurde e per fortuna che ci sono queste associazioni e bisogna ascoltare la gente, anche se costa fatica, perché la cartella clinica di ognuno, io ieri sono andata dal medico di base, scusatemi se mi prolungo, sono andata dal medico di base, finché aspettavo il mio turno è arrivata una signora di 30 e passa anni che mi ha fatto tutta la cartella clinica della sua malattia, eppure l'ho ascoltata, Mirella, perché devo chiudere, Sandra, perché sennò non ce la faccio. Anzi, io ho detto, ospite signora, che da fare auguri entrare. E vedrà che starà bene. Grazie, grazie. Allora andiamo a Trieste, vi grazie. porto a Trieste adesso, andiamo a vedere questa presentazione Festa Donna 8 marzo. Andiamo a sentire. Non sono pochi gli eventi previsti in occasione del prossimo 8 marzo, giornata internazionale della donna a Trieste. Illustrate le iniziative del Comune promosse dagli assessorati all'educazione, pari opportunità e alla cultura. Ad esse si aggiungono le iniziative delle associazioni del terzo settore, vincitrici del bando annuale e finanziate con fondi comunali. Tante iniziative che spaziano in diversi ambiti, sport, cultura, lavoro, tempo libero, con cui intendiamo affrontare il tema della condizione femminile, del ruolo della donna nella società, della questione femminile in generale. La parola d'ordine rispetto. Verrà offerto l'ingresso gratuito alle donne, saranno realizzati eventi dedicati al mondo femminile nei musei civici cittadini, affiancati dal Museo del Castello di Miramare, dall'Immaginario Scientifico, dal Museo dell'Antartide e dal Museo della Bora. I musei fanno la loro parte, quindi gratuità alle donne che vogliono visitare i musei, ma soprattutto eventi collaterali che si terranno in vari contesti. Oggi parliamo di un problema che è un problema molto attuale, la violenza sulle donne. Abbiamo visto quante associazioni oggi si dedicano a questo argomento. Verranno proposti incontri letterari presso la Biblioteca Civica Ortis e lo spazio forum del Museo Letz, proiezioni a prezzo ridotto per le donne nei cinema nazionale The Space. Infine sarà organizzato un incontro dedicato agli studenti degli istituti scolastici superiori in collaborazione con il CONI del Friuli Venezia Giulia dal titolo Sportivamente Donna. L'8 marzo inoltre la fontana del Nettuno di Piazza della Borsa sarà illuminata con il simbolico colore viola, mentre dal 1 marzo sulla luminosa di via Carducci comparirà uno speciale augurio diretto alle donne. Allora saluto Lucrezia Favaro, assessore a Montebelluna, poi spiegheremo perché Mirella si è ricordata di questa donna, di questo assessore, perché per la prima volta che l'ho chiamata per un problema anche importante, la raccolta di firme a Montebelluna per il bag obbligatorio, lei mi ha detto subito sì. Non mi ha detto presenti il progetto, mi faccia capire, ci incontriamo. Lei ha detto sì, perché aveva capito che il tema era importante. Perciò grazie assessore, saluto anche Don Augusto Antoniol che non vediamo perché non c'è la connessione, ma sentiamo. Buongiorno Don Augusto. Buongiorno signora, buongiorno agli ascoltatori e buona festa delle donne a tutti. Beh, festa insomma, mica tanto festa con i numeri che abbiamo. Comunque grazie Don Augusto per questi auguri. Allora, intanto terminiamo con il dottor Francesco Calia che stava spiegando una cosa molto importante. Ecco, questa scienza che va avanti, questa ricerca che va avanti. Noi diciamo sempre, ecco, si investe poco nella ricerca che sta facendo dei miracoli nel vero senso della parola. Prego, bisogna investire però, dottor Calia, prego.
Assolutamente, siccome noi sappiamo che adesso reperire risorse diventa sempre più difficile, secondo me sono da lodare diciamo così, le iniziative come quelle delle associazioni del dottor Petrella, che ci ha coinvolti come gruppo pittorico per organizzare un'asta benefica in modo tale da riuscire a raccogliere quanti più fondi possibili per fare in modo che la sua, diciamo così, opera di divulgazione e di informazione di queste malattie rare possa bene o male arrivare a più utenti e più pazienti possibili, e questo si può fare solamente avendo a disposizione risorse, e bisogna trovare la maniera per farlo in qualsiasi modo, grazie alle istituzioni ma anche grazie alle associazioni che devono avere una loro importanza nel sociale. D'altronde le associazioni servono a questo, servono a divulgare e servono ad aiutare specialmente il sociale, chi ha bisogno, in questo caso la fragilità di chi soffre di alcune patologie che non sempre sono riconoscibili o possono essere guaribili. Allora, io ho proprio avuto l'altra mattina il professor Baschirotto, che penso che di malattie rare sia un esperto di più, è stato forse il primo qui nel territorio ad aprire questa fondazione del figlio Mauro Baschirotto, proprio per far capire l'importanza della ricerca su queste malattie rare, che sono tantissime, però ognuna con dei numeri esigui, e questo fa sì che si spenda poco, si investa poco, perché appunto i numeri non tornano. Eppure lui ha fatto capire che ci sarebbe la possibilità, investendo nella ricerca, di migliorare la qualità della vita anche delle famiglie, perché ci sono delle malattie rare spaventose che mettono veramente in ginocchio la famiglia. Però qualcuno dice che non ci sono mai i soldi per fare questo. Però noi abbiamo visto con il vaccino, dottor Calia, che quando i grandi del mondo, i grandi della terra hanno preso paura perché rischiavano la pelle, hanno fatto squadra, hanno investito, tanto è vero che sia ricercatori che scienziati in pochissimo tempo sono riusciti a produrre questi vaccini proprio perché i fondi sono arrivati. Non sarebbe tempo di investire anche sulle malattie rare, quando sentiamo questi genitori, queste famiglie che devono fare rete tra di loro, soprattutto per cercare di avere un supporto, di capire cosa sta succedendo, dove andare a parare con questi figli? È veramente tragico. Prego, dottor Calia, poi sentiamo l'assessore Favaro e poi anche il Don. Prego. Vabbè, l'idea è ovviamente lodevole e dovrebbe essere così. Sappiamo che però ci scontriamo su situazioni, diciamo così, problematiche che sono un po' più ampie, perché come sempre, come dicevi prima, è un problema di risorse, perché in realtà poi alla fine noi torniamo sempre allo stesso discorso. Però è vero, e dobbiamo dire, che la scienza e in generale gli scienziati da questo punto di vista sono un po' diciamo così, avulsi dall'aspetto economico, quindi loro comunque continuano a organizzarsi per fare in modo che anche quelle patologie, queste malattie che sono più rare, possono comunque avere ed essere studiate. Poi spetta a tutti, spetta anche all'informazione fare in modo che questo avvenga e che quindi sensibilizzando l'opinione pubblica, ma sensibilizzando anche le istituzioni, ci sia maggiore sensibilità e quindi maggiore possibilità di ricevere fondi, perché poi alla fine è questo quello che serve. Assessore Favaro, lei cosa dice? Ecco, una persona sensibile, una giovane donna, ecco, proiettata anche in un futuro che dovrebbe essere anche un futuro tranquillo, un futuro anche di accoglienza di questa donna, specialmente quando si ammala, quando ha certe patologie o quando è in forte difficoltà. Prima abbiamo sentito la Presidente di Telefono Rosa, ogni 15 giorni arriva una donna per metterla in protezione. Sono numeri impressionanti che fanno veramente riflettere. Se nel 2025 sentiamo la Presidente Di Bartolo che dice ogni 15 giorni abbiamo una persona veramente da mettere in protezione, la dice lunga su quello che è ancora il messaggio che deve arrivare a certi uomini. Prego, Assessore. Sì, e se anche ogni 3 giorni una donna muore E per femminicidio, vuol dire che siamo ancora distanti dalla situazione in cui invece dovremmo esserci, una situazione dove le donne sono rispettate, anche perché le donne, ricordo, sono quelle che si danno da fare moltissimo anche nella famiglia, fanno i figli, non è una cosa scontata, le donne partoriscono i figli, le donne li crescono e quindi garantiscono anche la conservazione della nostra specie, perché senza le donne, certo,
partecipa anche l'uomo, ma chi materialmente partorisce il bambino e poi lo alleva è una donna. E certo gli uomini possono dare un grande contributo alla donna in tutte le attività che sono richieste oggi, perché oggi comunque a una donna viene richiesto da una parte di occuparsi della famiglia, dall'altra anche di lavorare, perché siamo arrivate alla parità, però paradossalmente se prima dovevamo occuparci solo della famiglia, adesso dobbiamo fare ancora di più. Beh, e parità quindi, non tanto, perché abbiamo ancora gli stipendi diversi dagli uomini, se qualcuno ascolta per cortesia. C'è la pretesa che oltre ad occuparci della famiglia ci occupiamo anche poi del lavoro, facciamo un lavoro e quindi le energie che dobbiamo utilizzare nella vita reale sono veramente tante. Assessore, ma lei ricopre un ruolo importante. Queste famiglie che arrivano a voi, perché l'unico ascolto lo troviamo in municipio, dal sindaco, dagli assessorati, quello che possono fare naturalmente. Certo che 6 milioni di poveri è una cifra impressionante, sono persone che lavorano e che non hanno casa, perché io ho avuto 2 associazioni di Verona, Amici per la Pace e La Prima Pietra, dove hanno detto che loro alla sera portano queste coperte, questi viveri lungo le strade, perché ci sono queste persone che lavorano durante il giorno ma non hanno un tetto durante la sera e sono in strada. Ecco, noi sappiamo poco di queste persone, mi fa piacere aver avuto queste 2 veramente forze della natura che amo io, che si rimboccano le mani, che cercano di aiutare queste realtà. Com'è la situazione? Lei sente che c'è questa necessità? A Jesolo hanno aperto un altro emporio solidale, un banco alimentare, cioè capite che non ci sono solo i 5 Stelle, ma c'è una realtà che preoccupa i comuni. Prego. Certo, il problema è enorme, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Il problema di trovare delle case per queste persone, perché molte persone magari riescono anche ad avere qualche lavoretto, ma non riescono ad avere un contratto di affitto regolare, perché nessuno affitterebbe a una persona che non ha un lavoro stabile un'abitazione. Quindi senza un aiuto del comune, in particolare degli assistenti sociali, che devo dire anche a Montebelluna fanno un lavoro enorme, perché è un lavoro silenzioso ma senza del quale veramente potremmo avere delle grandi difficoltà anche di tenuta sociale poi della situazione. Quindi credo che da questo punto di vista ci sia molto da fare. Il comune è il primo soggetto a cui appunto le persone in difficoltà si rivolgono e noi dobbiamo avere tutti gli strumenti per poter aiutare, proprio perché siamo il primo filtro, quello da cui le persone vengono. Una persona in difficoltà non va dal parlamentare, non va dal consigliere regionale, va dal sindaco, va dall'assessore, va in comune, e noi dobbiamo avere la possibilità di un aiuto generale, sia appunto per la questione dell'emergenza abitativa, sia appunto per aiutare le donne che ricordava prima sono in difficoltà o sono vittime di violenza, perché io stessa sono stata più volte contattata da delle donne che mi hanno segnalato delle problematiche familiari per cui era richiesto un aiuto. Ho cercato di dare un aiuto, a volte ho anche avuto delle delusioni perché poi la persona magari non se la sentiva di denunciare, perché c'è anche molto questo problema. Forse perché non c'è la sicurezza economica o insomma a volte veramente ha detto la parola giusta, la paura. C'è la paura di non riuscire a farcela. Allora sentiamo anche Don Augusto Antoniò, il parroco di Longarone. Cosa ci dice Don? Com'è la situazione anche in questi paesi? Ecco, si percepisce un senso di vuoto, un senso di non ascolto. Prima abbiamo ricevuto delle telefonate veramente angoscianti. Prego Don. Sì, non stavo ascoltando prima, quindi non so dire, non so spiegare bene e rispondere bene alla domanda. No, le dico io che ho avuto delle telefonate veramente drammatiche, ma volevo capire da lei come funziona Longarone, chi si avvicina, perché abbiamo parlato del sindaco, abbiamo parlato degli assessori, io aggiungerei anche preti e farmacie, quei pochi che abbiamo, perché è là che si va con la speranza anche di credere in qualcosa, di un aiuto che venga anche dal cielo, ma che arrivi questo aiuto. Prego Don. Sì, se pensiamo come Chiesa
certamente le donne sono quelle che frequentano di più, che hanno più contatto con noi sacerdoti anche, quindi vengono, si sfogano, parlano e ci sono queste problematiche di cui si parlava. L'importante io credo sia mettersi in ascolto, non partire con dei pregiudizi, ma ascoltare e poi aiutare persona per persona. Io vedo che qui il comune si interessa alle problematiche femminili e c'è un'attenzione in questo. Senta Don, è vero che lei però dice si interessa alle problematiche femminili. Io direi che non sono problematiche femminili, sono problematiche della società, della famiglia, dove c'è un uomo, c'è una donna e ci sono anche dei figli. Perciò l'aiuto dovrebbe essere dato in concreto alla famiglia, a quel nucleo che chiede aiuto. Pensi, Don, che l'altro giorno un ragazzo mi ha detto: sai Mirella, che tu mi dici vai a casa, io ti rispondo quale casa? Ho 3 mamme, 3 papà, 6 fratelli, non ci vogliamo bene, ecco, c'è sempre confusione, rabbia. Ecco, io preferisco non andare in nessuna di queste case. Capisce che quando una persona si separa oppure non riesce a capire l'importanza di fare questo percorso anche con i figli, metterli al corrente della situazione, perché loro sono molto attenti, loro hanno questi occhi che guardano, questi orecchi che sentono, ma non vengono ascoltati neppure loro, non vengono messi nel nucleo familiare. Mi arrangio io con tuo papà, mi arrangio io con mia mamma, e questo fa veramente male. Allora aspetti, perché abbiamo Luciano da Desenzano, poi torniamo. Vai Luciano. Mirella, ciao. Buongiorno. Ti telefono un po' che non telefono più per salutarvi. Grazie. Io faccio auguri a tutte le donne del mondo, della terra e anche uomini. Speriamo se finiscono queste guerre, che ci sono già tante disgrazie, malattie e altro. Niente, purtroppo vi saluto tutti. Caro Luciano, un grande abbraccio anche da parte nostra, grazie di questa telefonata. Salutiamo anche Desenzano, Del Garda, come sentite chiamano da tutto il territorio e non solo. Prego Don, continuiamo. Allora, questo ascolto che voi cercate di dare, ma siete rimasti in pochi sfortunatamente. Per fortuna abbiamo ancora le farmacie, ecco, io dico per fortuna abbiamo i farmacisti che sono diventati anche loro un luogo di ascolto. Prego Don. Sì, mi è piaciuta la telefonata di Luciano perché ha aperto un po' gli orizzonti. Io sono stato missionario tanti anni in Africa e la situazione della donna in Africa mi sta molto a cuore, ma vorrei dire, per quanto riguarda la sua domanda, che è interessante vedere che quando la donna o la ragazza o anche la famiglia, i figli non sono così ascoltati in famiglia o hanno dei problemi un po' più grandi, più grossi dal punto di vista magari psicologico, si affidano e vengono a parlare al sacerdote. Ecco, noi siamo in contatto, soprattutto nelle nostre zone qua montagne. Pensate che la percentuale dei suicidi qua da noi è molto alta rispetto ad altre zone di pianura. Soprattutto quando hanno questi problemi vengono dal sacerdote, cercano qualcosa in più, guardano in alto non nel senso, sì, nel senso ti guardano in cielo, cercano di dare un senso alla loro vita. E allora vengano, noi qua abbiamo tanti contatti, tante relazioni con queste persone deboli psicologicamente che non trovano nelle strutture tradizionali un ascolto, una parola, una risposta un po' ai loro problemi. La ringrazio di averlo detto veramente, perché è quello che io sto cercando
di far capire anche a questi sindaci che invito tutte le mattine, agli assessori, al mondo del volontariato, dobbiamo fare più rete, essere più uniti, c'è bisogno di ascolto, abbiamo una denatalità incredibile e abbiamo una solitudine dei diversamente giovani e non solo, anche dei ragazzi che è impressionante, c'è la solitudine, hanno tanto ma non hanno niente. Pensi assessore, lo dico anche al Don e anche al dottor Calia, che ho fatto a un test ai ragazzi che vengono qui in trasmissione, quelli che riesco ad avere naturalmente, questi meravigliosi ragazzi, ho detto: ditemi cosa mettete i primi 3 posti della vostra vita, cosa sono le cose importanti per voi della vostra vita. Allora Don hanno messo la famiglia, la scuola e l'amicizia. Ragazzi che non si conoscevano tra di loro, perciò istituti diversi. Capite quanto bisogno abbiamo noi di capire, che dobbiamo ascoltarli, che forse hanno le idee più chiare. Qualcuno mi diceva, perché avevo anche ospiti, metteranno lo strumento di ultima generazione, nessuno immaginava che loro, ecco, anche lontani tra di loro, non conosciuti, mettessero i primi 3 posti, famiglia prima di tutto, scuola, che avrebbe mai detto, e amicizia. Dottor Calia. No, beh, questo intanto dimostra la profondità di questi giovani ragazzi, perché noi adesso li demonizziamo, però in realtà non è vero, ci sono solamente delle piccole frange di ragazzi che probabilmente hanno dei disagi che dobbiamo cercare di capire, ma in realtà i ragazzi hanno questa grandissima voglia di comunicare e di comunicare quelli che sono i loro grandi sentimenti, le loro grandi aspettative verso questo mondo che vogliono creare loro. E quindi anche a me fa piacere sentire che questi sono i valori che in realtà hanno un po' forgiato tutti quanti noi e sono quei valori che non possono passare ma che devono rimanere. Per cui per me è una bellissima storia quella che tu hai raccontato. Come secondo me noi parliamo di festa della donna, non si deve parlare di festa della donna, ma sicuramente si deve parlare di una riaffermazione di quello che è stato il protagonismo della donna in tutti questi anni e quindi creare una narrazione nuova di quello che la donna può fare e ha fatto fino adesso. E quindi festa della donna per me è una parola che non lo so, non ci sta. Diritti della donna, come diceva la dottoressa Tonel prima, forse si dovrebbe parlare di diritti della donna in questa giornata. Andiamo a vedere anche questa mostra a Calozzo che ha fatto il dottor Calia assieme ad altri per far capire l'importanza anche della ricerca, della scienza, sentire questo dottor Petrella. Ecco, vediamo anche le foto, prego dottor Calia. Ma niente, come dicevo, questa è una mostra benefica. Quello che voi adesso che scorrono sul video sono alcune opere del nostro gruppo, il gruppo Pennelli Divini, di cui io sono il presidente di questa associazione, che hanno contribuito a raccogliere dei fondi che, come dicevo, andranno all'associazione. Ma questa che donna vediamo, dottor Calia, perché allora, io sono convinta che l'ha fatta lei, questo, che l'ha fatto lei. Come ha fatto a saperlo? Come fa a capirlo? Allora, è vero, questa l'ho fatto io. Allora le dico, vuole che le spieghi in 2 secondi la storia? Allora, questa, come vede, ha dei colori che sono molto algidi, quindi sono dei colori freddi, dietro c'è un cielo, c'è un mare e ci sono queste macchie che possono rappresentare un po' degli armamenti, delle navi da guerra o dei carri armati, e questo l'ho fatto nel periodo in cui era iniziata la guerra in Ucraina, quindi l'invasione russa. E questo che si vede è questa donna formosa, questa donna molto determinata, molto imponente, che avanza, orgogliosa di poter comunque essere protagonista di qualcosa che, seppur negativo, può avere comunque un qualcosa, una speranza, e là ci sono anche quei colori che sono un po' più caldi, quindi grande determinazione di questa nazione che è stata, diciamo così, attaccata, e grande voglia di pace, grande voglia di finire qualcosa, un tragitto che non è stato sicuramente buio, che è stato sicuramente buio, un po' come la storia di molte donne in passato.
Questo invece è di un'altra nostra artista, Loretta Zago, che rappresenta invece una donna. Come vede invece c'è un sole, c'è questo rosso che non solo è passione, ma significa anche, il rosso significa anche sangue, quindi un po' tutto ciò che c'è di drammatico, ma c'è sempre questo sole che può essere anche un'alba, e quindi sempre questo guardare avanti, questo risorgere che secondo me deve essere sempre importante in tutto ciò che noi facciamo. Assessore Favaro, questo dottor Francesco Calia che dà valore alla figura femminile, questa sensibilità, lui non ha dipinto un uomo forte, ha dipinto una donna forte che ha il coraggio di guardare oltre, una donna che sa quello che può accadere ma è pronta a combattere, questo che io leggo nel quadro, questa donna imponente. Prego, Assessore. Sì, una donna che ha anche una dignità, la dignità di portare avanti le sue idee, costi quel che costi, e pur nelle difficoltà di una guerra che ovviamente è una guerra devastante e che però contro la quale lei comunque combatte, nella quale combatte, non si tira indietro e appunto è forte pur nella gentilezza, pur nella delicatezza tipica delle donne. Sentiamo anche il Don come commenta soprattutto la fragilità della donna, le donne che arrivano a lei o le persone, io parlerei anche di persone senza distinguo, ecco, queste fragilità che hanno bisogno di un ascolto, e quando sentono questo ascolto è più importante anche di un ascolto economico, l'ascolto della persona. Quanto importante è l'ascolto della persona che lei fa e voi sacerdoti fate? Prego. Sì, è di importanza vitale, è la prima cosa, le persone hanno bisogno di essere ascoltate. L'ascolto è già terapeutico in sé, anche se non si dà una soluzione subito, l'ascoltare, il mettere davanti i problemi, fa scaricare queste persone dai loro problemi, dai loro pesi. È già un sollievo per loro. Cos'è che la preoccupa di più, Don Antonioli? Cos'è quello che veramente le fa male in questo momento? Lei ha detto ci sono tantissimi suicidi che dovrebbero far riflettere. Cos'è che spaventa in questa gioventù, in questa fragilità che non viene ascoltata? La paura di andare avanti, ecco, questa paura di non riuscire a farcela. Prego, Don. Io credo sia l'indifferenza. L'indifferenza. A causa dei problemi, delle preoccupazioni, della mancanza di speranza, ci si chiude, si diventa un po' anestetizzati alle cose e questo porta a star male e anche a fare dei gesti inconsulti. Le cose che diceva prima, famiglia, scuola e amicizia, le cose che cercano più i giovani, potrebbero essere riassunte nelle relazioni buone. Noi li abbiamo riempiti di tante cose e continuiamo a riempirli di tante cose. Sono un po' stressati fin da bambini perché li occupiamo tantissimo, anche noi stentiamo di trovare un giorno e un'ora per il catechismo perché sono pieni di attività, di cose. Cercano relazioni buone. E queste si trovano appunto nella famiglia, nella scuola, relazioni solide, fatte anche di regole, ma relazioni che poi fanno star bene, fanno crescere bene. Non è, Assessore Favaro, che forse riempiamo, come dice il Don, i bambini fino ai 10 anni di tutto e di più, perché sono su una bolla super protetti e poi ci dimentichiamo che crescono. Dai 10 in su io ho letto dei dati come si ubriacano, come iniziano ad avvicinarsi alle bevande alcoliche già a 10-11 anni. Abbiamo degli numeri che veramente fanno impressione, detta da esperti, non di sicuro da me. E soprattutto ormai è grande, sta crescendo, si arrangia. Forse dobbiamo attenzionarli di più perché sono fragili, tanto è vero, poi sentiremo il dottor Calia, che il cervello fino a 18 anni continua a crescere e non sono ancora cresciuti, non sono così grandi come li facciamo, anzi dobbiamo proteggerli di più di quando erano piccoli, invece facciamoli non tutti, perché ci sono anche delle brave famiglie, dei bravi genitori, veramente ci mancherebbe.
però quello che vediamo è impressionante, queste fragilità che con una rabbia dentro che sconvolge. Prego, Assessore. Sì, c'è tanta rabbia che probabilmente non viene capita nell'età fra i 10 e i 16 anni circa, e a volte veramente viene da chiedersi: ma questi ragazzini che vanno in giro a fare delle bravate tra virgolette, anzi dei reati a volte, viene da chiedersi: ma le famiglie dove sono? Allora, o magari sono presi da altro per cui non si rendono conto delle problematiche che ha il ragazzo, oppure a casa ha un comportamento e quando è fuori ne ha un altro, oppure a volte temo ci sia questo pensare che nel momento in cui si danno delle cose fisiche, degli oggetti, il benessere, eccetera, questo sia sufficiente e sostituisca un po' il sentimento, un po' l'affetto. Ora non voglio criminalizzare, perché poi ovviamente capisco non è neanche facile fare i genitori oggi con tutti gli input che ci sono e con tutte le difficoltà una volta anche che che avevano ci 10 sono. figli e non avevano neppure da mangiare, da vestire, pure facevano i genitori. Esatto. Adesso è difficile anche con un figlio. Adesso è difficile anche con un figlio, ma forse fra fratelli si aiutavano in qualche maniera, uno guardava l'altro. Ora invece sembra che ognuno è abbandonato un po' a se stesso. Questo è quello che un po' si percepisce anche purtroppo nelle nostre città. Anche a Montebelluna abbiamo avuto anche 2 giorni fa degli episodi di questi ragazzini che insomma hanno reagito male perché un signore gli ha fatto delle osservazioni relativamente al fatto che insomma non si stavano comportando benissimo e hanno reagito in maniera sicuramente non adeguata. Però forse ci vuole tanta pazienza, tanto anche ascolto, come diceva, perché noi abbiamo le risorse, vede Assessore Favore, mi fa piacere di averla qui questa mattina. Il problema è che il volontariato è diviso. Cioè non ci vogliamo tanto bene, ci sono quelli con i campanili molto alti che dettano, proclamano, poi ci sono invece questa miriade di associazioni di volontariato piccole che sono sempre nel territorio, che danno il contributo ma che non sono visibili. Io cerco di invitarle, di aiutare, faremo anche questa grande manifestazione organizzata dai familiari italiani vittime della strada della dottoressa Giuseppina Cassaniti, proprio tra Silea e Treviso, per riunire le associazioni, per far vedere che anche quelle minori ci sono assieme anche a quelle importanti, per fare squadra, per fare rete, perché sennò anche voi, se non avete il mondo del volontariato, non riuscite a parare i colpi che arrivano. È il mondo del volontariato che ve li para, che si mette davanti e che voi alzate il telefono e arriva immediatamente, senza tante carte bollate, senza tanti giri di parola, perché così il volontariato arriva subito, indipendentemente dal problema. O sbaglio, dottor Callia? Anche negli ospedali funziona così. Quanto volontariato c'è anche all'interno degli ospedali per l'ascolto, per il supporto? Prego. Vabbè, il volontariato è un istituto fondamentale perché entra a contatto veramente con la persona, chiamiamolo così, non chiamiamolo paziente, non chiamiamolo ragazzo disagiato, eccetera. Entra direttamente a contatto con la persona, che è la cosa più importante. E il discorso che faceva prima il Don, cioè l'ascolto, perché permette di ascoltare, ma permette anche un confronto, e oltre che un supporto, perché in realtà questi ragazzi hanno bisogno anche di un supporto e devono averlo, secondo me, sia da quelle che sono le istituzioni fondamentali. Si parlava prima di scuola, giusto? Cioè, sì. È fondamentale, cioè, noi dobbiamo capire che per i ragazzi l'aspetto formativo è l'aspetto principale. Il problema è chi forma adesso i ragazzi. L'educazione da cosa e da chi deriva? Una volta derivava sicuramente dalla famiglia, si parlava dei fratelli, della mamma che rimaneva a casa. È cambiato, siamo cambiati, il mondo cambia, per cui dobbiamo accettare che ci devono essere nuove soluzioni formative, e qua sicuramente il volontariato è fondamentale, ma è fondamentale che le istituzioni capiscano che ci deve essere un rinnovamento del concetto di educazione scolastica e poi di tutto ciò che verrà dopo, le discipline. Le discipline sportive è un altro modo di dare una disciplina, una formazione, un'educazione.
educazione, cosa che manca. Regole. Allora, vediamo le altre foto del dottor Calia che ha portato per far capire, visto che oggi proclamiamo la donna in tutti i sensi e i diritti della donna, vediamo queste immagini molto belle, queste pitture, questi dipinti. Qui cosa stiamo vedendo, dottor Calia? Allora, questi sono dipinti vari che passano da paesaggi, anche perché ovviamente essendo una collettiva, ognuno esprime la propria visione artistica anche del momento artistico. Sono tutti quadri che sono stati appunto messi in asta, e non solo quadri, ci sono anche altre, ci sono fotografie, ci sono sculture, quindi c'è tutta l'espressione artistica figurativa contemporanea. Ecco, molti di questi, questa è una delle organizzatrici e ci sono anch'io, e stavo dicendo che è una di quelle passaggi, di quelli percorsi che noi faremo, mettendo a disposizione anche altri quadri per fare in modo di far crescere le risorse da poter dare alla fondazione che si chiama Nuova Vita del dottor Petrella e dell'Associazione Amiche per la Pelle. Allora, gli artisti che si mettono in gioco per aiutare, per cercare di aiutare, di far capire l'importanza anche della ricerca, ecco, della sanità, perché poi diventa una sanità pubblica che funziona, perché tutti quanti si fa squadra. Sentiamo anche il Don come commenta, ormai siamo in chiusura, Don, spero di averla, che la connessione funzioni la prossima volta, perché andiamo in Cina e mi collego con l'Africa e poi non mi collego sul Montello, come vedete che funziona così, perciò spero, Don, la prossima volta di averla ospite anche in presenza o Skype. Ecco, cosa dice di questa unione anche tra artisti per il bene comune, una cittadinanza attiva? Prego, Don. Sì, l'educazione a ciò che è bello è una delle cose che capiscono tutti, e quindi ben venga la musica, l'arte e anche lo sport. Sono tutte cose che aiutano sono buone relazioni, che aiutano a vivere, a godere del bello, del buono che c'è nel mondo. Senta, Don Antonioli, cosa ne pensa di questa Milano-Cortina? Avremo, ecco, voi siete vicini, avrete il meglio del meglio, soldi a palate sono arrivati, ecco, poi ricordiamo che una stanza a Cortina costa 1.000 euro al giorno, per chi se la può permettere mi fa piacere, ci mancherebbe, però penso a quelli che non si possono permettere neppure di prendere uno sci, ma neanche mezzo scarpone. Ecco, com'è la situazione, come la vede, ecco, dal punto di vista etico, Don? Qua è difficile dare una risposta. Io, essendo a Longarone, sono fermo. Cioè, quando c'è festa, quando c'è turismo, noi siamo fermi. Noi siamo fermi a causa delle strade, a causa di tutto il passaggio che c'è. Ben vengano queste cose per l'economia, ma dal punto di vista etico ci sono tante cose discutibili, ecco. La ringrazio per averlo detto, e lo dice sempre la Mirella, questa volta invece ho avuto un'altra voce che è concorde con Mirella, ci vorrebbe anche un po' di etica anche in certe cose, sì. Veramente sarebbe molto importante, è una parola che abbiamo un po' dimenticato, lo dico alla politica, Assessore. Prego, Don. Ai piccoli paesi, alla montagna povera, non solo alla montagna ricca, è sempre più ricca. Sì, ha fatto bene a dirlo, Don. Allora io la ringrazio veramente, Don Augusto Antonioli, sindaco parroco di Longarone, magari diventasse sindaco, sarebbe molto bello che i preti diventassero sindaci, ma ci terrei tantissimo perché ho delle figure meravigliose, veramente grazie di esserci, ecco, ve lo dice la Mirella con tutto il cuore da parte di Sveglia Veneti, Don Augusto Antonioli. Grazie a lei. Allora sentiamo il dottor Calia come ci saluta, che messaggio vuole lasciare, vediamo altre foto del dottor Calia intanto che ci saluta, prego. No, io intanto affermo che l'importanza della donna non solo nel tessuto sociale ma anche nell'arte. Voi sapete che nell'arte la donna ha avuto una figura fondamentale, perché una delle prime lotte è stato proprio attraverso il protagonismo della donna nell'arte che ha portato alcune situazioni, non so, pensiamo a Caravaggio, ma penso ad Artemisia che
e la figlia di Orazio Gentileschi, che con la sua Giuditta Oloferne ha determinato una di quelle ingiustizie più grandi che ci potevano mai essere al mondo. Quindi diciamo che l'arte deve aiutare sicuramente ad affermare quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo e della donna. Adesso non si parla più di genere, quindi diciamo i diritti della persona. E quindi concluderei solamente con questo: arte, informazione, cultura e educazione. Allora noi ringraziamo e salutiamo anche il dottor Francesco Calia, artista contemporaneo, abbiamo visto presidente di Penelli Divini, che hanno cercato di fare squadra per aiutare anche questa ricerca molto importante per un futuro migliore anche della nostra salute. Mentre l'assessore Lucrezia Favaro rimane qua con Mirella perché è arrivata dopo, perciò spero che sia arrivato anche l'europarlamentare, punto di domanda, sorpresa, vedremo. Mi dicono che è arrivata e allora sono molto contenta. Grazie, grazie, pubblicità. Guardate che abbiamo ospite questa mattina, vi ho detto che avevamo un europarlamentare, si presenti, chi c'è questa mattina a Sveglia Veneti? Un'amica di Sveglia Veneti, va bene come risposta? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti voi. Ben arrivata Elena Donazzano. Ma grazie per questo invito, è una gioia per me. È una gioia anche per noi perché facciamo fatica ad avere queste persone politiche molto importanti a cercare anche di ascoltare le esigenze del territorio, specialmente da parte di quelle donne che anche questa mattina hanno chiamato qui a Sveglia Veneti, che si sentono sole, non si sentono protette, non sanno a chi rivolgersi. Ho paura di disturbare, ha detto questa donna che dice di avere questo stalking continuo. Ho già bussato ma mi vergogno, ho paura. Ecco, la paura, Elena Donazzan, che continua a imperversare anche nella figura femminile nonostante i centri di ascolto, tutte queste associazioni, il volontariato, la donna si sente ancora solo. Prego. Ma intanto hai proprio ragione e se posso, visto che credo che per superare la paura ci sia la necessità di parlarne, di non sentirsi sole, quindi alle tante signore che magari sono a casa, che stanno vivendo del dramma, non sentitevi sole, troverete qualcuno che vi ascolta. Mirella vi ascolta. A me è capitato, guarda, di recente di essere terminale di una telefonata e poi che ho poi approfondito. Questa ragazza, giovane ragazza, aveva subito violenza molto pesante e lei aveva paura di lui, aveva paura di non poter poi trovare un altro lavoro, di essere rintracciata. E cosa ho potuto fare? Ascoltare e poi ovviamente darmi da fare. Allora quello che dico, visto che non credo di aver fatto qualcosa di eccezionale, è che dobbiamo cercare qualcuno, non che ci risolva il problema, perché il problema purtroppo resta nostro, ma superare la paura attraverso il confronto e anche la richiesta di aiuto. Poi l'aiuto si condivide. Alle volte la forza viene fuori da ciascuno di noi. Io con questa donna, giovane donna, ho fatto leva sulla sua, l'ho fatto ragionare, le ho detto guarda che se continui a stare lì non potevo fare niente altro, non potevo intervenire io, non potevo... Se tu non intervieni, non ti senti di avere la forza dentro, devi prenderla dentro di te. E poi ci deve essere qualcun altro che ti accompagna. Allora, la paura che resta nella donna, perché noi siamo soggetti più fragili, lo siamo fisicamente, di fronte alla violenza l'uomo è più forte di noi, no? Anche fisicamente, e ovviamente ci sono, lo circostanziamo, menti malate, perché la violenza non è e non può essere mai né una forma di amore né una forma di risoluzione ai problemi, quindi diciamo a tutte le donne che mai deve essere accettata, ma gli uomini sono buoni, gli uomini sono corretti in un rapporto corretto. Parte da noi, parte dalla nostra voglia di dirle queste paure, di tirarle fuori. E credo che anche la tua trasmissione, che negli anni è cresciuta molto, tutto sommato ha dato voce alle paure, anche quella di non avere roba da mangiare, non poter guadagnare abbastanza, non poter rispondere ai propri figli. Allora, la paura, visto che l'hai trattata come tema, che è molto al femminile,
perché siamo più fragili per tante cose e siamo anche molto più mentali noi ci facciamo 1000 dubbi. Quante volte ci è capitato, strappo un sorriso, di fare noi dei ragionamenti molto articolati e magari il nostro amico, fidanzato, marito, compagno, chiamatelo come volete, è basico, diretto, no? Lo dico sorridendo. Noi ci facciamo mille questioni e problemi. Allora, noi ci facciamo le questioni. Allora dobbiamo affrontarle tra di noi Elena anche. Donazzan, perché abbiamo coraggio di parlare dei nostri problemi. Noi parliamo di tutto, noi parliamo della famiglia, dei figli, del lavoro, della malattia. E gli uomini no, molti uomini no. Anzi, loro scappano, mettono la polvere sotto il tappeto, hanno paura di affrontare il tema. Quando noi li guardiamo negli occhi e diciamo guarda che c'è questo problema, cercano di deviare. Hanno un altro modo di vedere la vita. Favaro, com'è la situazione? Ecco, lei all'europarlamentare Elena Donazzan questa mattina cosa vorrebbe chiedere? Ecco, come politica donna in un giorno molto particolare dove ci saranno molte donne rispetto agli uomini che oggi manifesteranno per i loro diritti, per il loro rispetto, per la loro qualità di vita. Prego. Io chiederei alla politica, all'Europa, poi Elena chiaramente vado anche male a fare un discorso come se fosse una persona distante, nel senso che siamo finite in trasmissione insieme un po' per caso, però insomma quindi chiaramente le cose che dico qua gliele direi anche tranquillamente in privato. Credo che comunque anche l'Europa dovrebbe farsi portavoce di una politica per cui si raggiunga la parità reale e totale, cosa che purtroppo non c'è perché, lo dicevo anche prima, al giorno d'oggi le donne si trovano ad avere più incombenti quasi che rispetto al passato, perché se prima le donne dovevano occuparsi della famiglia, adesso alle donne è richiesto di lavorare perché con uno stipendio solo, se non lavorano e neanche con due si fa fatica, ma con uno stipendio, a meno che non sia un dirigente o comunque qualcuno di importante, la famiglia non si mantiene e quindi la donna deve anche lavorare, ma quindi si sommano delle problematiche, perché oltre a occuparsi della famiglia deve anche occuparsi del lavoro, dei figli e quant'altro, e le difficoltà sono veramente tante, quindi credo servirebbe un aiuto concreto per raggiungere pienamente quella parità. Certo, dei passi sono indubbiamente stati fatti, perché sarebbe miope non riconoscerlo, però è un processo molto lungo e manca ancora qualcosa. Allora guardate chi abbiamo collegata con noi, si presenti, Ultima Generazione, guardate che vi ho portato, ecco, questa mattina ospite, prego. Buongiorno Mirella, buongiorno Sveglia Veneti. Buongiorno. Sì, ultima generazione. Non so se tutte conoscete e sapete perché io sono qua. Io non sono famosa, non sono un'assessora, non sono un europarlamentare, sono una persona qualsiasi, una donna comune che però assieme ad altre donne, riconoscendo l'esistenza di una paura, ma guardando avanti con una speranza, abbiamo deciso di svegliarci, di darci potere, di metterci in gioco, e abbiamo compiuto delle azioni non violente, delle proteste non violente che molto si adattano anche a chi non ha una forza fisica, a chi vuole ottenere il massimo del risultato in poco tempo. Per ottenere che cosa? Per ottenere in tempi rapidissimi, urgenti, delle misure che ci proteggano dal disastro causato dagli eventi climatici. Questa è Ultima Generazione. E di ultime generazioni ce ne sono tante. Avrete visto soprattutto delle giovani donne, ma ci sono ultime generazioni di figlie, di madri e di nonne. Cioè siamo l'ultima generazione che è in grado di fare qualcosa per proteggere le nostre vite, quelle dei nostri cari,
dal disastro climatico, dal disastro sociale. Maria Letizia Ruello, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Cosa chiederesti a Elena Donazan, che è qui, che ci mette la faccia, che ha il coraggio di confrontarsi, ecco, con una realtà diversa, una realtà anche determinata, per avere anche un ambiente più sano? È questo che veramente i giovani vogliono, io li ascolto, li sento, prego. L'Europa può fare tanto per questo, perché se il problema è l'ambiente, il problema è l'agricoltura, il problema è il cibo, l'Europa con le politiche agricole comunitarie ha tanto potere. Noi come ultima generazione ci rivolgiamo in primo luogo all'Italia, al governo italiano, ai governi regionali, con richieste concrete, però è chiaro che l'Europa può fare tanto. Sentiamo Elena Donazan. C'è bisogno che le donne, ascolta Mirella, che le donne si attivino in tutta la sfumatura delle azioni che possiamo fare, dalle proteste di disturbo non violento come quelle che facciamo noi, alle manifestazioni, alle petizioni, a chi sta in Parlamento. Allora sentiamo Elena Donazan come commenta quello che ha detto Maria Letizia Ruello, che è diventata, ecco, fa parte di Ultima Generazione proprio per aver ascoltato la figlia, ha seguito la figlia, supporta la figlia in queste manifestazioni non violente, dice. Prego Elena Donazan. Allora, intanto io spero sempre di non essere l'ultima generazione, altrimenti determinerei già una non speranza. Sono temi quelli della cura dell'ambiente, che non possono essere distanti dalla cura della persona, dell'uomo che vive in questo ambiente. E rispetto alla domanda, all'appello, cosa l'Europa fa molto, ha fatto anche molto di sbagliato. Ha fatto tante cose sbagliate leggendo il quadro ambientale in una forma ideologica e dando delle letture della previsione di disastri con dei correttivi che stanno facendo più danni di quelli che io vorrei come correzione. Ovviamente faccio espresso riferimento a quella che è stata la politica del Green Deal dell'ultimo mandato parlamentare, con la legittima, giusta aspettativa di difendere l'ambiente, di mettere l'ambiente al centro delle politiche. Si è fatta una politica di deindustrializzazione, di allontanamento del senso dell'uomo e della vita e della sua realizzazione di sé nell'ambito del lavoro e dell'economia, quasi mettendole una contro l'altra. Non conosco bene le attività e le azioni di questa associazione. A me le proteste non piacciono, a me piace il confronto, il dialogo, mi piacciono i luoghi del confronto e del dialogo. La protesta, per quanto non violenta, ha sempre una forma di resistenza. A me piace la proposta e sicuramente dalle loro iniziative proposte ne arriveranno. Mi piace il luogo. No, ci sono state. Aspettate che non ci parliamo sopra proposte Ruello, molto concrete. Elena. Aspetti che termina Elena Donazan, poi riprendiamo, prego. Come se posso fare insomma, una chiosa in questo. Io ho assistito, come tutti noi, a quello che fu il fenomeno Greta Thunberg, un fenomeno fatto di grande clamore, di grande scontro culturale, che ha portato certamente l'Europa a queste scelte, che per me sono estremamente sbagliate, che io sto cercando di correggere. Perché non posso pensare di avere amore per l'ambiente se non ci vedo l'uomo al centro. Io sono molto cristiana, per me è facile, cioè per me è quasi scontato pensare che non ci sia dicotomia tra uomo e altro da sé. L'uomo è il centro del mondo, è il centro dell'universo, con le sue azioni determina ovviamente ciò che accade attorno, ma l'avere la realizzazione della vita dell'uomo dentro un ambito e un ambiente deve prevedere anche le esigenze che sono quelle che oggi sono state completamente estirpate. Qua si vorrebbe un ambiente fissato come una forma di grande teoria senza l'attività e la vita dell'uomo, e guardate che questo non sta portando bene. In assoluto. Assessore Favro, lei come commenta quello che ha detto Maria Letizia Ruello, ma anche quello che ha detto Elena Donazan? Io ci sono, però vorrei una protesta fatta in maniera diversa, più sul luogo che sulla persona
che non su quella manifestazione che poi dove porta, cosa porta. Lei cosa vede? Ecco, come sono i giovani che si avvicinano a lei, che lei ascolta, cosa sente nell'aria? Allora, io vedo positivamente tutto quello che è proposta, tutto quello che è cercare di portare qualcosa di nuovo, delle idee per l'ambiente, perché inevitabilmente il tema dell'ambiente è un tema che ci deve essere caro, perché noi viviamo in questo mondo e questo mondo deve essere un mondo pulito, un mondo sano, un mondo in cui noi stiamo bene, quindi indubbiamente il tema è un tema importante, è un tema su cui tutte le proposte è corretto che vengano portate avanti. Vedo che anche i giovani su questo hanno una grande attenzione, un'attenzione anche per l'ecologia, ma anche i temi della raccolta riciclata, del buttare banalmente la carta nel cestino. Vedo che hanno imparato tutte queste cose, vedo molti ragazzini che anche a scuola, anche con delle attività che andiamo a fare nelle classi eccetera, imparano proprio il rispetto dell'ambiente, quindi appunto la raccolta differenziata, il fatto di non sporcare, di non buttare cose per terra. Le giornate ecologiche sono un tema importante anche per sensibilizzare a questi temi, così come poi quelle giornate che noi facciamo una volta all'anno in cui andiamo a raccogliere i rifiuti, perché proprio andando a raccogliere i rifiuti nella tua città ti rendi conto di quanto magari una semplice sigaretta buttata per terra che sembra così, tanto la butto, tanto chi se ne frega, e in realtà poi quando vai a raccogliere le sigarette, i mozziconi e vedi la fatica che si fa proprio nel raccogliere quel mozzicone, ti rendi conto che forse se non lo buttavi era meglio. Allora Assessore, io sono dell'idea che, lo dico anche a Elena Donazzan, che dobbiamo fare qualcosa per capire come intrigare questi giovani. Non è possibile avere dei ragazzi, non tanti a mio avviso, sono molto di più quelli bravi, ecco, che non riusciamo ad avere volontari giovani. Perché? Perché non li intrighiamo più. Loro sono stanchi della lezioncina in classe. Come dice lei, cara Favaro, loro hanno bisogno di toccare con mano, di fare, di essere protagonisti, magari anche sbagliando, ma provare, capire cos'è il sacrificio, il lavoro, ecco, le regole. Ecco, noi dobbiamo fare questo, perché se in tanti anni di lezioncine a scuola noi ci troviamo con le associazioni di volontariato, che sono tutti diversamente giovani, tutti chiedono aiuto di avere giovani, vuol dire che qualcosa non funziona. Elena Donazzan. Molto, e questa è una riflessione, Mirella, che ci deve riguardare tutti. Perché, facciamoci intanto, partiamo dalla domanda, perché abbiamo appunto i diversamente giovani e non abbiamo giovani a fare volontariato? Prima domanda. Ognuno poi si dà delle risposte, io provo a dare le mie. La prima è che manca l'educazione, e l'educazione non la fai a scuola, la fai a casa. La prima educazione l'hai in famiglia. La seconda, manca l'esempio. Noi abbiamo dato lezioni, ma l'esempio è quello che diceva l'assessore Favaro. Lucrezia ha dato una lettura esatta di quello che oggi un giovane vuole essere chiamato a fare, ingaggiato. Tu sei importante per me, bisogna dirgli. Bisogna dirgli, tu hai dei doveri, non solo dei diritti. E questa è la parte di società che è mancata, perché abbiamo insegnato che sono tutti diritti e che banalmente la protesta vale più dell'azione in questo senso. Io più che protesta, no, voglio l'ambiente, no, faccio quello che fa il comune di Montebelluna con l'assessore. Vi invito a raccogliere e a pulire il greto, a Bassano lo fanno, il greto del fiume, con un progetto che si chiama Io ci sto a fare fatica. Fatica, che è un termine che abbiamo espunto dal nostro linguaggio, e invece quei ragazzi quando vedono e assistono, poi allora puoi fargli anche tutta la teoria, perché quello stesso mozzicone quando finisce nel tombino, io ho visto gente adulta buttare nel tombino le cose, perché così è pulito, non si vede. Ma tu sai che cosa succede dentro quel tombino? Sentiamo Maria Letizia Ruella, perché abbiamo pochissimo tempo. Maria Letizia, come commenti le parole che hai sentito? Prego. Ma commento che l'ambiente viene un po' troppo tirato a destra e a sinistra. Io non ho parlato di ambiente, ho parlato di raccolti che sono in pericolo. Il prosecco, per dirne una, è talmente diventata una cultura a rischio che le compagnie di assicurazione non le vogliono più assicurare alle aziende agricole. Quindi io ho parlato di cose ben concrete. C'è bisogno di protestare, e altrimenti certe richieste non passano. Oggi è l'8 marzo, allora vi voglio fare una domanda. Il diritto di voto
Da quanto tempo ce l'abbiamo? E grazie a chi ce l'abbiamo? Se non ci fossero state le suffragette con le loro proteste e che sono finite anche in prigione, oggi non avremmo il diritto di voto. Vi sembra una cosa così scontata? Ecco, sono servite delle proteste e delle proposte. Quindi io ho paura di quello che succeda ai nostri campi, ai nostri raccolti, al nostro cibo, al nostro futuro, ma ho anche tanta speranza perché vedo tante persone, tante donne giovani attorno a me che si stanno attivando. Allora, io ho ricordato, cara Maria Letizia Ruello, più di una volta, quando mi dicono in Italia non avete mai fatto una rivoluzione, io mi ricordo le mondine e le ho ricordate, queste donne che erano stanche di essere sopraffatte, di non essere pagate, di fare dei lavori terribili e hanno protestato. Loro hanno fatto la prima rivoluzione, forse le ricordiamo molto poco, però noi ce l'abbiamo ed è stata fatta da donne. Io oggi le voglio ricordare, Elena fai Donazzano. bene a ricordarle. Io oggi voglio ricordare perché siamo diventate tutte così brave, belle e grandi e forti, e merito anche loro che ci hanno dato il là per dire osa, fai. Elena Donazzano lo sa, perché per arrivare a prendere tutti i voti che ha preso, per essere in prima linea, quanto ha dovuto sgomitare in un campo molto maschile per quanto riguarda la politica. Sorride Elena, ma è vero, è la storia, è vero, i numeri sono numeri. Un fisico mi ha detto: Mirella, fatti dare sempre i numeri non sbaglio. Io ho detto: sì, bisogna vedere chi me li dà, però perché certi numeri non tornano. Ti aggiungo che un rettore dell'università, di un'università veneta, una volta mi ha detto: assessore, i numeri, se debitamente torturati, confessano qualsiasi cosa. Quindi non c'è neanche l'oggettività dei numeri. Allora, torturiamo questi numeri. Come sono i numeri anche in politica di queste donne che hanno anche l'energia, la voglia di fare, ma fanno molta fatica ancora? Allora, intanto diciamo che è migliorata di molto la situazione. Oggi abbiamo il primo presidente del Consiglio dei Ministri italiano, il primo il voto in Italia è dal secondo dopoguerra, quindi per non scomodare oltre, diciamo, no, che c'è stato certamente un percorso, ma oggi abbiamo il primo presidente del Consiglio dei Ministri, considerata una donna tosta da tutti, anche dai suoi avversari politici. Presidente di un partito ne abbiamo due, una a destra e una a sinistra, sono due donne diverse, molto diverse tra di loro, ma certamente abbiamo due donne presidenti di due partiti, il più grande e il secondo maggiore in Italia. Abbiamo in Europa una donna presidente della Commissione europea e una donna presidente del Parlamento europeo. Difettiamo di rappresentanza? No. A me piace questo tipo di schema? No. E lo dico perché io credo che siano modificate molto le cose e oggi alle donne in politica certamente viene ascritto dagli uomini una capacità di lavoro, di sintesi, di non conflittualità, cioè di capacità proprio di fare non mediazione in senso assoluto, la mediazione dà sempre l'idea di dover abbassare qualche cosa, no, di sintesi. Sintesi vuol dire che tutti gli interessi trovano in qualche modo, non totalmente, ma in qualche modo, in maniera soddisfacente, una capacità di stare insieme. E alle donne questo in politica è riconosciuto. Sono sempre stata contraria alle quote, perché la quota, sapete, in una lista, lo dico ai signori e alle signore che ci guardano, e io in qualche modo sono stata un po' una vittima anche di queste quote, di queste leggi, perché le quote sono che devi per forza mettere delle donne, come se non fossero brave, e dall'altra nella legge la doppia preferenza è obbligatoria. Alle elezioni europee ultime, quelle dove io ho preso oltre 63.000 preferenze, guarda, quasi il 10% delle preferenze sono state annullate perché mettevano il nome di due donne, Meloni, Donazzan. E la legge dice no, devi fare di genere, maschio e femmina. Perché non potevo votare due donne ritenendole entrambe rappresentative di me? Allora, chi ha fatto questo? Una legge, ma è una legge... No, ma è una legge che era stata fatta per le donne, che oggi va contro le donne. Cioè, capite come l'eterogenesi dei fini? Perché quando il capo era maschio, e quindi, non so, pensiamo alla Lega, Salvini
quando poi era molto forte, la donna che faceva la doppia preferenza con lui, anche se non era capace, veniva trainata. Io non voglio questo, io voglio libertà, tutta, dove uomini e donne siano sullo stesso piano e si dimostri il valore sulle capacità. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno Ciao. alle tue ospiti. Allora intanto faccio gli auguri a tutte le donne che noi siamo le più forti. Altrettanto, Giusy. È morta là. Ho sentito, dottoressa Donazzan, che parlano dell'ergastolo per omicidio. Io non ci credo, sa, assolutamente. Come al solito scendono dopo a 40 anni, a 30, e poi buona condotta, e poi ai domiciliari, e poi va tutto in canarina, dottoressa, come diciamo noi qui nel Veneto, va tutto in canarina. Non ci credo assolutamente, assolutamente non ci credo a queste cose. Vi ringrazio. Allora, prego, Elena la Donazzan. precisazione no, dottoressa. La seconda, entro nel... Vi ho raccontato la storia di prima di quella donna. Bene. Bravissimo il luogotenente dei Carabinieri che ha lavorato. Bravissimo perché in tempi molto brevi questa persona è stata condannata. È stata condannata a oltre 3 anni ai domiciliari. Guardate che a questa donna ha fatto di tutto. Non voglio scendere in dettagli scabrosi di una violenza inaudita. L'ha tenuta per giorni legata, l'ha picchiata fino a farle perdere dei denti, cioè tanto per dire. Ai domiciliari io sono terrorizzata, perché dai domiciliari puoi scappare. E se vuoi punire quella donna che ha avuto il coraggio di denunciarti e di andare in aula, è ancora più grave. E io sono terrorizzata, e anche il luogotenente lo è con me. Perché dice, per quanto io possa vigilare, perché i domiciliari vuol dire che tu devi stare a casa, però insomma, da una casa i nostri carabinieri mica possono stare a fare la guardia alla casa di questo, 24. che non chiamo signore ovviamente, ma chiamo Tizio, senza problemi. Ecco, quindi la signora dice una cosa vera. Io sono molto sfiduciata dalla giustizia, se posso dire così. Noi facciamo le leggi anche in certi momenti. Oggi, 8 marzo, allora il Consiglio dei Ministri fa l'ennesima legge che rende ancora più duro il femminicidio. Femminicidio, già io l'avevo contestata un po' all'inizio, per me un omicidio è un omicidio, donna, uomo che sia. Poi, vabbè, siamo in quest'epoca e abbiamo bisogno di declinare. E va bene perché, come ho detto prima, la donna è più fragile, quindi quella che subisce di più. Quindi di sicuro c'è bisogno di qualche cosa per tutelare soprattutto la donna. Quindi ben venga anche questa. Ma poi deve essere effettiva e io non posso trovarmi giudici che interpretano richiamando il diritto, che sicuramente è stato richiamato anche in quella sentenza, e poi dando i domiciliari a questa persona. Perché io mi preoccupo. I domiciliari hanno visto cosa producono, ecco, producono ancora terrore, paura, questa donna che non si sente protetta, e andiamo avanti con questo. Eccola là. Allora siamo in chiusura, ormai manca pochissimo tempo. Allora Maria Letizia Ruello, come ci saluta? Vi saluto con un messaggio di speranza, perché abbiamo potere, abbiamo il potere dei nostri corpi, che possiamo metterci in gioco tutte quante, e con la non violenza, con l'unione, con la non violenza abbiamo tanto potere per difendere noi, le nostre vite e quelle dei nostri figli. Grazie a Maria Letizia Ruello, Ultima Generazione. Assessore, come ci saluta, Assessore Favaro? Saluto augurando a tutte le donne una bella giornata, tra l'altro anche soleggiata. Spero che l'8 marzo non sia solo l'8 marzo, ma che duri tutto l'anno. Brava Assessore. Sentiamo dove andrà invece adesso, quando uscirà da Media Nord-Est la nostra Elena Donazzan. Che giornata avrà? Prego. Una giornata intensa perché dopo sarò in diretta su uno dei vostri TG e quindi commenteremo anche la legge che viene discussa, e poi nel pomeriggio andrò in un luogo dei fiori che è Bessica di Loria, dove c'è una importante fiera del florovivaismo. Moltissime sono le donne impegnate in questo settore, perché permette, quello del florovivaismo e dell'agricoltura, di rimanere molto ancorata alla tradizione. La donna è generatrice di vita, ricordiamocelo sempre. Io vorrò fare in questo
lo dico Mirella perché cosa farò oggi è un tema, cosa mi impegnerò a fare negli anni. Io mi sono data una missione, io voglio provare a scalfire la disperazione che c'è oggi in questa società che non genera più figli, e la donna è generatrice, senza donna non c'è, senza madri non ci sono figli, senza famiglie non c'è stabilità, e allora io voglio provare a fare tutto quello che posso, tutto, con gli strumenti che posso avere, per aiutare le donne ad essere madri, mogli, perno della famiglia e della società. Per oggi lei avrà un'arma importante che quella spero adopererà, che sarà l'ascolto. In base all'ascolto che sentirà oggi, ma questo lei sempre, Mirella, se opererà posso, in futuro per migliorare anche la nostra qualità di vita, perché veramente siamo un po' stanche di lottare, vorremmo che fossero gli uomini a lottare e sentire l'uomo oggi che dice: io vi aiuterò, non vi massacrerò. Ecco, questo spero sia il messaggio che vogliamo lanciare questa mattina a Sveglia Veneti. Grazie a queste ospiti, grazie, veramente buon sabato a tutte queste donne meravigliose. Oggi è il diritto della donna, ecco, parliamo di diritti della donna e spero in futuro che si parli anche di questo. Buon sabato, buona domenica, andiamo a pranzo con la ricetta di Mirella oppure con una bella musica, vediamo la regia cosa metterà. Ciao! A volte capita, quando ti senti solo e il sole non ti scalda più, su questo palco come nella realtà. Capita, sai, a volte capita, tra tutta questa gente la voglia di un sorriso in più, un dolce gesto che risuonerà per l'eternità all'infinito. Vivo la mia vita giorno dopo giorno senza domandarmi mai se per te c'è ancora amore. Gioco una partita, lotto contro il tempo e a volte tempo non ce n'è per curare ogni dolore. Dai, stringiamoci insieme, insieme, insieme. Capita, a volte capita, dover dire basta, anche se in fondo tu non lo vuoi. Ci soffri dentro, ma sai che è giusto così. Capita, sai, a volte capita di chiedere conforto nella preghiera che non dici mai, un dolce gesto che ti salverà per l'eternità all'infinito. Vivo la mia vita giorno dopo giorno senza domandarmi mai se per te c'è ancora amore. Gioco una partita, lotto contro il tempo e a volte tempo non c'è